Buonasera a tutti e benvenuti. Napoliella adesso arriva e 5 secondi in ritardo perché poveretto è tornato un quarto d'ora fa da lavorare. Siete pronti? Siete carichi? Vai, vediamo un po' stasera cosa combiniamo. Forza, forza. Vediamo se c'è qualcuno. Ah, ragazzi, questo campionato, che tristezza che è stato, che campionato strambo è stato. Vediamo di finirlo un po' con una nota positiva, anche se comunque ormai la posizione in classifica è compromessa, comunque l'Europa League ce la siamo aggiudicata e quest'anno è andata così. Comunque, vediamo appunto cerchiamo di non buttare proprio tutto all'ortiche e mollare almeno le ultime due partite, vediamo di fare qualcosa. Buonasera Francesco, Forza Napoli sempre. Adesso tra poco arriva pure Napuliello, che stasera è tornato tardi da lavoro, quindi ci vuole 5 minuti ma arriva. State tranquilli che per l'inizio della partita arriva. Manca veramente poco, ragazzi. Facciamo un giro di pronostici. Vediamo, secondo voi come va a finire stasera? Che succede? Ce la farà il Napoli a vincere contro l'Inter? Conte, se perde anche stasera, secondo me so cavoli, quindi loro saranno sicuramente più motivati di noi. Però andiamo, non si può mollare tutto così e mandare tutto all'ortiche. Francesco dice 2-2. Beh, intanto 4 gol sarebbe bello vederli, però un pareggio, insomma, sicuramente anche a Conte non gli farebbe comodo. Dice Francesca che secondo lui sarà una bella partita, speriamo. Intanto almeno ci divertiamo, meglio che una partita noiosa. Speriamo, speriamo. Vince l'Inter. Eh? Vince l'Inter. Per Napoliello vince l'Inter. È dietro le quinte, ora arriva, tra 5 minuti arriva. Deve lottare per il secondo posto con l'Atalanta. Già c'è un obiettivo previsto. Napoliello dice che secondo lui vince l'Inter perché deve lottare per il secondo posto con l'Atalanta, quindi sono più motivati. Sì, e poi l'ultima partita c'è proprio Atalanta-Inter. E l'ultima partita c'è lo scontro diretto Atalanta-Inter, quindi insomma se la giocheranno fino all'ultimo. Ma stasera non possono perdere. Buonasera Mark, buonasera. Interista, buonasera. Vediamo come va, stasera. Speriamo però sì sia una bella partita, dai, almeno ci divertiamo alla fine campionato. E poi ci sarà l'Europa League, la Champions League. Quest'estate il calcio non finisce mai, siete contenti? Immagino di sì. Ah, mamma. Anche questi gironi strani di Europa League e Champions, vedremo come va. 5 minuti. Stiamo parlando. Sì. Buonasera a NLG che dice forza Foggia. E Francesca dice all'ultima c'è Napoli-Lazio, infatti Mark non iniziamo a gufare, già contro i gufi. Buonasera Andrea. Oisman alla fine è arrivato, dice Andrea. Napoliello ha fatto se sta a pigliare il caffè mo arriva Napoliello carico per la live di stasera. Forza, pronostici. Solo Francesco mi ha dato il pronostico 2-2. Dai, voglio sapere cosa ne pensate. Però no, vediamo chi ci azzecca stasera. Francesco dice meglio quest'estate che le altre ad annoiarsi sul divano senza far niente. Vero. Però ragazzi, così tutte le sere è un casino queste partite. E non si fa più vita, raga. Un pochino va bene, però. Eccolo! Ma buonasera a tutti amici da Napoliello 87. No, questo dico solo alla fine, ho cambiato. Dico alla fine. No, non si fa. Sì. Va bene, buonasera Stefano. Allora, Francesco Strati, meglio quest'estate che l'altra. L'ho già letto. Ciao Francesco, ciao Michele Luciano, ciao Andrea Stefanelli. Speriamo che Immobile non batta il record di Higuaín di 36 reti. Sì, dispiacerebbe perché comunque il record l'ha fatto un giocatore con la maglia del Napoli, capito? Ma prima o poi. Dall'altra parte fa piacere perché comunque Immobile è un giocatore napoletano, Ma poi è bravo, d'origine Immobile. napoletana e poi
meriterebbe perché sta facendo delle cose pazzesche, sì. veramente importanti. Sì. Nike, buonasera, sempre Forza Napoli, sempre Forza Napoli. Sempre, vuoi tu, sempre. L'Atalanta intanto ha vinto un'altra volta a Parma in rimonta, perdeva 1-0, in 15 minuti ha vinto la partita. Cioè ha rimontato 2 gol, ha rimontato un gol del Parma. Complimenti all'Atalanta che veramente ha fatto un campionato straordinario. Dai, mi dispiace per gli interisti, ma io spero che sia l'Atalanta ad arrivare seconda. Anch'io spero che sia l'Atalanta. Forza Atalanta. Speriamo stasera di fargli un regalo all'Atalanta. E comunque, ragazzi, complimenti per il campionato all'Atalanta, ma soprattutto anche per la Champions che è ai quarti di finale. Ragazzi. Cioè ora con le partite secche... non si può mai sapere, chi lo sa. Una sorpresa. Può anche sognare la Champions Bergamo. Oddio, ora proprio insomma. Cioè, sognare infatti, possono anche sognarla perché dura, però non è fattibile, però Andrea dice sognare non costa nulla, no? Che è un record del Napoli, va difeso nello scontro diretto con la Lazio. Sera Nike Boy, sempre Forza Napoli, sempre. Ma io ti leggo i commenti e te non mi ascolti. Dimmi. Ottimo. Diceva Andrea che è un record del Napoli, comunque quello di 36 gol, va difeso nello scontro diretto con la Lazio. Sì, perché se no Immobile fa proprio un record contro noi. No, infatti non sarebbe bello. Stefano dice Forza Napoli sempre. E Francesco Stati dice la finale di Champions ha giocato City-Atalanta. Speriamo, io sarei contento. Sarebbe meglio il Napoli, ovviamente, perché siamo anche noi in Champions. Sì, meglio noi che l'Atalanta, ovviamente. Magari una finale Atalanta-Napoli. Sarebbe proprio bellissimo. Comunque i giocatori stanno entrando in campo. Gattuso serio, mamma mia. Gattuso sì, c'ha la faccia incavolata, pronto a ringhiare. Non mi convince sta partita, lo sai? Sì, appunto, noi siamo un fondo. Già ultimamente le ultime prestazioni non è che sono state un granché. Quindi vediamo un po' se Gattuso riesce a dargli un po' di... Ha giocato comunque, dice Francesco Stati, che City... Ha giocato City-Atalanta. Ma non si può mai sapere. Sì, anche se è difficile. Ma ha visto le maglie nuove dell'Inter, anziché Zara? Oh mio Dio, che orrore! No, brutto, oh mio Dio, che orrore! No, dai, quelle maglie non si possono vedere. Anziché Zara. Andrea Stefanelli, troppi rigori a Lazio e Juve. Questa regola va cambiata. Sì, no, ma in generale, perché che uno ora non possa cadere con braccio, cioè, dai, io non posso saltare, vanno sta tutti così, se no è rigore, cioè, è un po' esagerato. Francesco chiede se si gioca a Milano, non sto vedendo la partita. Sì, a Milano. Sono a San Siro. Senza tifoso, ovviamente. Alessandro, buonasera, dice speriamo vincete stasera, speriamo. Mamma mia, ma fa caldo. Pigiama Inter. E qua si muore, là c'era un po' di aria, qua si muore. Ragazzi, fa caldo stasera. Ecco, vai a spengere la luce, vediamo se con le luci spente si rinfresca un po', perché se muore oggi, se muore. C'era la luce spenta, mica rinfresca la luce spenta. Beh, sai, un pochetto. Ai Dio. Conte tutto sorridente. Allora, Alessandro Suardi, pigiama Inter. Gli interisti sono più avvelenati di noi il veleno lo mettiamo tutto in Spagna e speriamo. Speriamo che lo mettiamo in Spagna. La maglia da trasferta, ragazzi, bianca. La maglia da trasferta ho messo. Adesso si mette pure le maglie da trasferta. Giochiamo fuori casa, giochiamo a Milano. Che giochi tu? Io sono in casa. Veramente, io sono in casa. Ecco, quindi te dovevi mettere quella. Buonasera a Carina. Quale preferite di nuove maglie tra Milan, Roma, Juventus? Quella del Milan, sai che non ci ha fatto caso? Quella del Milan anche io non l'ho vista. Ho visto quella della Roma, mi piace. Quella della Roma. Quella dell'Inter. Fra quella della Roma e l'Inter che l'abbiamo vista è più bella quella della Roma. Assolutamente, quella della Juve neanche l'ho vista. Rino, buonasera. Il nostro Rino. Grande Rino, buonasera, forza Napoli. Anche Andrea piace la nuova maglia della Roma. Abbiamo il Super 6 anni Sai. Che ha fatto gol e ha fatto il migliore in campo. Mo si è svegliato e Sai siamo a posto. Siamo a posto. Addirittura gli hanno fatto il meme col pallone d'oro in mano. Serio. Hanno messo il corpo di Messi con la faccia di Sai. Pietro Pastore, buonasera.
Vogliamo un altro gol di Sai contro l'Inter. Perché no? Voglio Dai, il gol. mo si è svegliato, dai, vediamo. Il primo gol col Napoli È dopo... partita! Il primo- È partita la partita. Ha fatto il primo gol con la maglia del Napoli dopo 20 anni. Appunto, ma io tardi che mai, no? Oh no! Forza Napoles, Digerino, forza Napoles! C'è una sempre. email, che è sta mail? Dai. Ma vedi le mail, mo. Ma è uscita... Ragazzi, a chiunque si sia messo in live da poco ricordo di lasciarci un like per aiutare a trovare più persone su YouTube. Se vi stiamo simpatici, di lasciare l'iscrizione cliccando il pulsantino qui sotto che è gratis e non costa nulla. Se volete offrire un caffeino a Napoliello potete farlo in ben due modi. Qui siamo avanti, ragazzi. In due modi potete fare la donazione a Sushare, seguendo il link in descrizione oppure lasciando una super chat. Questo fa pure Ersegni. Il segno, che significa il segno? No, me l'hai spiegato. Non segno. significa niente. Bene, allora, Intanto Lukaku con la palla tra i piedi. Ecco. Perché cominciata la partita e noi stavamo chiacchierando. Zelinski, Io ho lancio detto che è lungo, iniziata, voglio. rimessa laterale a metà campo per l'Inter. Per No, l'Inter. Inter. Per l'Inter. Ah, parliamo bene. Poi c'è anche Gianni in banchina che sta guardando. La Pazzaro parla bene. Allora, chi è che Bastoni? Poi palla per Borga Valero. Gioca pure Borga Valero. Dietro dice lo dobbiamo vincere. Borga Valero. Lo dobbiamo vincere. De Vrij. Speriamo, raga. Perché qui, ragazzi, se no... Speriamo sia una partita con tanti gol, perché sennò veramente... Francesco diceva 2-2. 2-2. Non sarebbe male, almeno appunto c'è tanti gol. Un È una pareggio a partita Milano. divertente. Sì. Ma partite con pochi gol, cioè... Ma che la maglia veramente... No, veramente, la maglia dell'Inter è orrenda. È simpatico. 1-0, 1-1-2 il punteggio. Grazie Luca Catoni. Eh? No, dice che sono simpatico. Ah, grazie. Andrea, al minimo pesce su Tele Lombardia, si pettina la pedata. Ragazzi, poi quando avevo tempo devo ancora commentare i vostri commenti, quando ce la farò lo farò volentieri. Rino dice che stasera abbiamo solo una decina di secondi di vantaggio su di lui stasera. Dai Rino, resta con Dico, noi. purtroppo il lavoro, cioè il tempo è quello che è. Comunque, voglio palla per l'Inter, parte De Vrij dalla difesa, la ripassa indietro, no, quell'altro era cosa, D'Ambrosio, Bastoni, ecco, De Vrij con la palla Barella, a prendere il pallone Barella, la lunga per D'Ambrosio la passa a noi, noi la passiamo all'Inter, bello però. Borja Valero. Allora, Pietro Brozovic. Pastore dice 2-1 per il Napoli o 3-1, speriamo. Candreva. Francesco ti chiede se metterai il tasto abbonati, ci stiamo lavorando, perché ovviamente se facciamo l'abbonamenti dobbiamo offrire qualcosa, non è che possiamo fare gli abbonamenti. Sì, non è che facciamo abbonamenti a caso, ruba i soldi. Ecco. Cioè dobbiamo offrire qualcosa ai Quindi nostri ci iscritti stiamo di lavorando, positivo. prima o poi arriverà pure l'abbonamento al canale De Napoli e l'80. Ah sì, per fare qualcosa di bello, no? Dobbiamo rendere il canale Esatto. qualche inventiva. Esatto. Però se avete dei suggerimenti su cosa dovremmo offrire nell'abbonamento, siete pure pregati di lasciarceli in chat, noi raccogliamo Sì, tutto tanto e siamo una vediamo. famiglia, poi ne parliamo e ne discutiamo insieme. Esatto, no? se c'è qualcosa in particolare che vorreste vedere come abbonati, Sì, che vi piace, che secondo voi io sono in grado di portarvi perché vi piace proprio perché come lo faccio io. Allora, Francesco dice che ci farà un pensierino, grazie. Ok. Allora, palla per chi è? Chi è stata? Barella. Sempre parla male. Borja Valero. Noi non sappiamo manco per sbaglio. Ma Sanchez sta giocando, mi sa che sì, Alex Sanchez, sì. Allora, Bastoni, Brozovic, attacca Brozovic, attenzione, grande copertura del Napoli in difesa, parte il Napoli con Politano. Dai, Politano si è incartato. Per Di Lorenzo, Zelinski. Pallone regalato all'Inter. Ovviamente. Sanchez, Barella. Allora, Lukaku. Andrea Stefanelli dice punto tutto sulla Supercoppa italiana con la Juve, sempre Covid-19. Sanchez. Scusami, starei leggendo, quando leggo ascoltami, no? De Vrij, Candreva. È partita. Mario Rui farlo Andrea dice punto tutto sulla Supercoppa italiana con la Juve, sempre Covid-19 permettendo.
Secondo me è tosta la Supercoppa, Caio, perché già abbiamo vinto la Coppa Italia. La vedo dura che vinciamo una trofea contro la Juve. Però no. sarebbe buono vincere una trofea. Però secondo me è difficile. Francesco Strati dice: cosa che mi piacciono molto sono le emoji. Sì, infatti ci stiamo lavorando. Faremo qualche emoji particolare. Aver tempo. Pietro Pastore dice: siete bellissimi. Grazie. Allora, Dem allargato un po' troppo. Dem. Comunque, ragazzi, vi invito a lasciare un like se non l'avete fatto. Iscrivetevi al canale, condividete con le chat, insomma, Facebook, con Instagram, i vostri amici, che più sì, siamo, più ci divertiamo. E se volete un'offertina non fa male. Un caffeino. Mi fa morire Napu da Cagliaritano, forza Napoli. Grande. Ciao Candy. Un saluto alla bellissima Cagliari. E poi in Sardegna ci dobbiamo venire perché è bellissima la Sardegna. No, ci dobbiamo andare in Sardegna, prima assolutamente. Perché c'è un mare stupendo. Lavoro permettendo. Ciao Candy, anche Candy è sarda, infatti del Cagliari pure lei. Bella ragazzi, avere però. capito anche tifosi di altre squadre che poi sono appassionati come noi. Sì, l'importante è che siamo tutti appassionati e che ci divertiamo insieme. Walter Cazzavà, capitone. Buonasera. Capitone nella rete. Andrea Stefanelli, segna Osimhen. Sì. Mettiamo un altro trofeo in bacheca alla faccia di chi dice che non vinciamo mai, non sarebbe male. Venite ragazzi. Lavoro che ci tiene incatenato. Mamma mia, ma io sto sudando, sembra che sto giocando. Siamo muore di caldo stasera. Sto giocando pure io stasera. Sta settimana sarà una tragedia. Andrea brutta. Mamma mia, perché incrocio a pre? No, è andata diritta. A me sembrava incrocio. Ma che incrocio? Te ci vedi doppio stasera. Comunque stai fuori dalla telecamera, non te si vede. Mannaggia la Maronna, però qui Andrea Stefanelli dice Sardegna meravigliosa e ci credo. C'hanno dei posti, E ci credo. Vai. Madonna, ripartiamo. Forza Insignarello. Dai Insignarello. Dai però. Piede allarga. Dai. Forza, vediamo se riusciamo a fare almeno un attacco dopo 7 minuti. Politano. Dai, no, niente proprio. Madonna, che fatica. Candy dice: se venite in Sardegna venitemi a trovare. Volentieri. Sto giocando Mertens, no, è infortunato. Ecco, si è fatto male proprio alla fine. Francesco, io sto in Umbria da mia nonna, ma sono di Roma. Vabbè. Anche Roma è bella. Sì. Ogni posto in Italia c'ha le cose bellissime. Sì, l'Italia è tutta bella alla fine. Sì, da Roma, Cagliari, più ne metto, perché sono tutti posti bellissimi, la Campania, la Sicilia, la Sardegna, cioè capito? Il Lazio, ovviamente, cioè, sono tutto bello, anche al nord ci sono posti stupendi, la Toscana, l'Umbria, cioè l'Umbria non è proprio al nord, no, però vabbè. Poi l'Emilia Romagna, tutta l'Italia è bella. Pietro Pastore, Andrea fa una settimana finalmente ferie, ma per colpa del Covid solo una settimana di ferie. Meglio che niente. Mamma mia. Ragazzi, comunque faccio un piccolo reminder a tutti quanti, usiamo un linguaggio moderato in chat, non offendiamo troppo perché non ci vogliamo litigare, stiamo tutti tranquilli e divertiamoci. Candy dice: l'Italia è il paese più bello del mondo. Vero. Però in questa partita ci stiamo già annoiati, però, ragazzi, sta succedendo niente. Dopo 9 minuti ancora non è successo nulla. Beh, a parte un calcio d'angolo per l'Inter. Ma poi... Sì, è un po' molto combattuto. Anche se per ora più avanti si è fatto vedere più l'Inter del Napoli. Mi pare una partita ma sensazioni pericolose. Per ora. Almeno per ora. Vediamo un po'. Dai ragazzi, forza. Sì. È una cosa. Niente, rilancio lungo ripartenza per il Napoli, ma ci hanno già bello intercettato. L'Italia... il mio 2-2 perché Francesco ma l'ha giocato? Sì, perché ha giocato 2-2. No, non lo so. Vabbè, lui aveva detto ma l'hai giocato? Qualcuno ha giocato qualcosa, ragazzi? Qualcuno ha giocato una schedina, ha giocato un risultato esatto, l'1x2?
pronostico, non lo so. Fatemelo sapere nei commenti. Io ho visto San Pietro da vicino perché io sono di... Sono Pietro. Attenzione, mamma mia, palla in mezzo, l'Inter che attacca brutta. Ecco, Brozovic, 1-0 Inter. Madonna, ma che gol deficiente! No, D'Ambrosio, scusate, gol di D'Ambrosio, lasciato da solo. No, vabbè. Napoletano pure D'Ambrosio, tra l'altro. Che gol deficiente. Sì. Abbiamo proprio dato lo spazio. Allora si prevede una partita con tanti gol, visto che si è assegnato subito l'Inter dopo 10 minuti. Vabbè, non vuol dire. Ma devi cancellare tutto questo. Lo so, dammi il tempo, lo sto dico. facendo. La Decimo. virgola, non la devi... No. Chi è? D'Ambrosio? Sì, 1-0 lo devi mettere, perché dove c'è Inter. Ambrosio 1-0. Ah, signore. Ecco, è uscito. Lo so che è uscito. Allora, Francesca ha giocato 1x over 1,5 e pronosticato 2-2. 1x, quindi deve vincere l'Inter. Sì, O 1x over 1,5, ci sei pronosticato quasi. 2-2. Cioè praticamente l'over 1,5 ci sei qua, però c'è tutta la partita lunga, poi succede un po'. Rino se la piange, siamo anche noi a piagne qui. Ma io l'ho detto dall'inizio che vince l'Inter, come avevo detto. Andrea, ecco subito che difesa del cavolo. Cioè, è vero che la partita è lunga ancora, però l'avevo detto cioè appena che comincia, come avevo detto, vince l'Inter. Prima di cominciare la live, ho detto perché l'Inter deve lottare il terzo posto con l'Atalanta. Ah, sì, il secondo posto. No, avevi sì. detto che sono più motivati, però non avevi Sì, detto che vincevano. no, avevo detto che vincevano. Vabbè, non l'ho capito. Stai Dai ragazzi, su, vediamo di fare qualcosa. Sì, no, motivazione zero. Sì, perché il Napoli niente, sta aspettando la partita col Barcellona, ma non è l'atteggiamento giusto, perché anzi tu che devi giocare col Barcellona devi far vedere che sei una squadra che ha reazione, orgoglio e vuole giocare. Sì, vabbè. A parte che dai ragazzi è ancora lunga, sì, 10 minuti. Candy dice mio marito è in triste, giuro che oggi lo strozzo. Non possiamo difendere così, a Barcellona serve concentrazione. Appena entra Osimhen spacca tutti. Luca Cadoni, vedrai che cambia risultato, fidati, ora ti lascio Napu che parto da Cagliari e ci metto una bomba nello spogliatoio dell'Inter. No, vabbè. Luca, vabbè. Un abbraccione grande. Vabbè, madonna, allora, con quelle maglie orrende. Sembra che gli sia passato sopra una ruota. Comunque ha fatto una bella azione l'Inter sul gol, però il Napoli sì. Lì ha dormito in difesa. Perché che novità! Il Napoli che dorme in difesa. Madonna mia. Veramente. De Frey, Borca Valero, Sanchez, Borca Valero, ancora Borca Valero, Barella. Sì, la prende Barella infatti. Barella avanza sopra la metà campo, palla per Candreva, la regala a Demme Insigne avanza per Zelinski, vai Demme. Sì, però stiamo sempre Mario Rui, quarti, Mario Rui siamo lenti, non sappiamo come fa, cioè quello mo ce levano palla pure in attacco. Sì. Maronna. Demme per Koulibaly. Guarda, voglio vedere che fa Koulibaly. No, vabbè. Perché siamo indecisi sui passaggi, siamo lenti poi. Top player cuore azzurro, buonasera. Vai, pallone d'oro, vai. Si propone però palla per Zelinski. Rino dice a me basta che facciamo una buona prestazione, il risultato non conta più di tanto stasera, è vero, però Mario Rui. Che sonno per la difesa, dice Pietro. L'Atalanta conta su di noi, ma Milik calcio d'angolo. Bel passaggio filtrante per Milik. Di Mario Rui, adesso calcio d'angolo. Si è fatto male Andanovic. Poi che è successo? Era in posizione regolare. No, le è cascato dopo addosso però. Gli ha dato un calcetto sullo stinco, però nel senso mentre correva, non è che cioè niente di... il pallone era già uscito tutto, era calcio. Sì, cioè non è stata un'azione da fallo prima. Sì. Dopo in caduta quando sta messo. Lorenzo Martinez Cutia, dove si può vedere questa partita in diretta? Su Sky Sport. Perché non fate vedere la partita? Perché non si può, ci chiudono la live e ci chiudono il canale. Meretti già incazzato, dice ma non è possibile, già abbiamo piato vero.
Perdere ci può anche stare, basta farlo con dignità, ecco tutto. Sì. Certo, sì, ma se vinciamo può. è anche meglio. Sì, sarà difficile ovviamente, perché sai, come ripeto io, vince. Ma sicuro, cioè, c'hanno un sacco più di motivazione. Ma guarda Andanovic si è fatto male serio, eh? Sta là ancora a terra che si rotola. Andanovic. Farivko Sausic. Che è? Andanovic. Comunque, se domani Immobile col Brescia fa tripletta va a 37, no? Esatto, perché adesso Immobile è a 34. A 34. Già. Ormai quest'anno la Champions niente, l'anno prossimo il Napoli deve fare ed è rimasto in sospeso. Io le partite le vedo su Roya diretta. Vabbè ragazzi, però Rino, io voglio che vince il Napoli, così sono contenta per mio marito, che è interista. Lo vuoi vedere soffrire? Candy, lo vuoi vedere soffrire tuo marito, no? Il primo tempo per il Napoli è il sonno, ma il secondo, dice Pietro, in genere sì, è vero, ci svegliamo un po' tardi. Come sai dire. Esatto. Orazio, buonasera, perché non mettete il cronometro da qualche parte nel video? Qualcuno me l'aveva già chiesto. Perché lo fanno, Perché nella versione che abbiamo noi di StreamYard non lo possiamo fare. Mettono i minuti della partita. Sì, non lo possiamo fare al momento. Sarebbe bello, sì. Posso provare Magnum Screen? Per ora ragazzi non siamo ancora attrezzati, ma se mettiamo gli abbonamenti e sufficientemente persone si abbonano, poi con i soldini ricavati potremo incrementare il nostro budget mensile di spese. Potremmo comprare l'applicazione. E possiamo fare comprare le applicazioni, fare cose più fighe, però ragazzi dobbiamo crescere ancora un attimino, perché per ora non ce lo possiamo permettere. Buonasera Destrox, finalmente torniamo in live. Sì, è vero, era un po' che non facevamo live. Certo che prendere subito gol è da polli, vero Andrea? Poi la nostra difesa lì ha proprio dormito un po'. Leonardo dice forza Napoli, vai Zelinski per Mario Rui, vai, avanza Mario, vai Marietta, allarga per Insigne, su. A Rino non appaiono tutti i messaggi, vabbè Rino, ma se li leggiamo noi. Mamma mia, calcio d'angolo, anticipato da Biraghi, calcio d'angolo per noi. Top player cuore azzurro. L'anno prossimo secondo me il Napoli sarà quello della scorsa stagione che farà il secondo terzo posto in classifica, probabile. Soprattutto se non avremo Luigi Lanzini, lo senti ancora? No, per il momento no, però siamo amici, cioè, ci siamo visti per non si sente. Comunque dicevo, probabilmente se non facciamo la partenza schifosa che abbiamo fatto quest'anno, sì. Calcio d'angolo, chi va sulla bandierina? Politano dalla bandierina, metti un bel cross, Politano, ma raccomando. Appunto, ha passato passa più corta Insigne. Politano, la scarica per chi è che ti inserischi, finta, però niente da fare. Insigne, a mio amore non gli piacciono quando fanno i passaggini sui calcio d'angolo, vuole i cross. No, io voglio sempre cross. Mi piacciono i fint che poi passano. No, ma è perché è come un'azione, cioè un calcio d'angolo sprecato secondo me. Vai Politano, cross o cross? Niente. Vai chi è Insigne? Vai Insigne. Vediamo. Vai, scimulisciola. Siamo ancora in attacco, però almeno mo si attacca. Oh, buonasera Demme. Vai Demme, dimmi Demme. È arrivato il Demme. Demme, facci un gol. Che ti dice, uè amore mio, Napuliello, te voglio tanto bene. Ciao Demme, mamma pensi. Ecco. Vai, voglio un gol tuo, Demme. Vai. Pietro chiede qual è la difesa del Napoli. Calcio d'angolo ragazzi, già sto scendo pazzo. Ora è Napoli. Qual è la difesa del Napoli? Chi gioca stasera in difesa? Maksimovic, Koulibaly centrali, Isai e Di Lorenzo sulle fasce. No, Isai Mario Rui, scusate, Isai Mario Rui. Francesco dice quest'anno secondo me la Lazio ha avuto la fortuna, tra virgolette, che il Napoli e il Milan hanno iniziato male. Infatti l'anno prossimo torneranno a lottare per il quarto posto, non di più probabile. Arrivai altro al calcio d'angolo corto. Odio calcio sembra essere giocato. Ecco, Politano per Zelinski. Tira fuori aria. Mamma mia! Un rimpallo stranissimo. Sì, perché Zelinski ha tirato Insigne e si è trovato sulla traiettoria. Sì, c'è stato un rimpallo un po' strano e il pallone è uscito fuori di poco con Andanovic fermo in mezzo alla porta. Rimpallo completamente assurdo. Guarda, ha fatto la faccia come Dio. Che cazzo sì. Di solito facevano qualcosa. Maronna. Ora ci facevano qualcosa. Bene,
Mortacci loro. Quando ha fatto proprio una faccia di... Ci fanno i gol proprio così sempre, eh? Dice, non mai. Maronne, Mamma, mamma, è agghiaggiante, proprio la faccia agghiaggiante. La faccia agghiaggiante. Comunque, ricordo a chiunque si sia messo in live da poco, se vi va di lasciarci un like per aiutare a trovare più persone su YouTube, se vi siamo simpatici di lasciare un'iscrizione pigiando sul tastino qui sotto, che di condividere la live su tutti i vostri canali social, che più siamo più ci divertiamo, e se vi va di offrire un caffè a Napoliello, questo pazzo che si sta a fare la lingua dei segni qua, o potete... La lingua dei segni, ma stai a fare la lingua dei segni, Gessimo, lo sai la lingua dei segni? Vabbè, lasciamo perdere. La lingua... Potete seguire il like che trovate in descrizione, oppure lasciare una super chat nei commenti. Allora... Top player Cuore Azzurro dice con Osimhen il nuovo Drogba. Brutta palla, mamma mia, Carmen. Mamma mia. Merece salva. Calcio d'angolo per l'Inter. Comunque top player Cuore Azzurro dice con Osimhen il nuovo Drogba si va a comandare, e fu così che fece 3 presenze e 0 gol come Michu. Michu, mamma mia, Michu, non mi ricordavo Michu. Non me lo ricordavo Michu, miau miau. Ai. Buonasera a Christian Gamer. Demme dice: ascolta Francesco, sono seria adesso. Secondo te Fius è veramente il tifoso del Napoli o è solo marketing dei social? Rispondi sincero. No, secondo me è tifoso del Napoli. Non penso. Minuto, chiede Francesco. Anche se secondo me non accanitissimo, perché fa altre cose. Poi potrei sbagliarmi, perché lo vedo che non si dedica proprio solo al Napoli, capito? È uno che fa un po' tutto. Cioè, e questo secondo me, perché se uno si dedica proprio al calcio e solo al calcio, secondo me è più tifoso dentro, secondo me è un punto di vista mio. Vabbè, ma magari c'è anche altri interessi. Capito? Cioè invece secondo me io mi reputo più tifoso perché sono proprio accanito, cioè sì, ma perché sei accanito, appunto, perché c'è la fissa del Napoli. Io il Napoli è il Napoli, e poi mi piacciono anche vedere altre squadre giocare, non solo il Napoli. Allora, comunque sì, siamo intorno al 22esimo minuto, adesso il gioco è fermo perché Insignarello si è fatto male. Di niente, figura. Quindi vediamo un po'. Micio 3 presenze, se n'è andato nel gattile, vai nel gattile vicino al San Paolo, lo trovi e te lo dotti. No! Micio, te lo ricordo, Micio? Poco in realtà. Quello biondo che ha capelli lunghi, che ha fatto 3 presenze con Benitez, che venne dallo Swansea. Manco me lo ricordo, mi ha colpito proprio sto Michu. Sì, veramente pieno. Michu mau mau. 3 presenze e poi se ne... Michu mau. Poi si è rotto, si era infortunato, che cacchio aveva fatto. Te lo ricordi pure a Siena? Offer me lo ricordo. Anche lui un gol solo ha fatto con Napoli, con la Salernitana nel derby. Ai tempi dei tempi. Sì. Vabbè, comunque, vediamo sta partita. Che l'andiamo a vedere pure a Siena. Sì, ho capito. Vai Napoli! Oh, ma di dov'è? Che è? Oh. Rino dice top player, assolutamente. A Filadelfia, sì. Ah, che bidone. Pietro Passeri dice: ma di dov'è Napoliello? Di dov'è Napoliello? Napoliello ha deciso di non rispondere. Vabbè. Raga, però, ma sta partita, Chavez, vabbè. Chavez, ma che... vai a Napoli! Vai Milik! Milik, ma che cacchio fai? Ti appiccico 2 palloni? Vai Napoli! Allarga Maximovic, allarga! Subito la reazione, dove sta reazione? Dopo 1-0, andiamo, uscita da sto suono. Dai! Vai Usai, non sai. Oh mio Dio. Oh, dottor Bococco, buonasera. Oh, Baiocco, ciao, buonasera. Dice, voi Napoli e oggi te prendi 3. Madonna, mamma, non dici queste cose. Vai, Zelo. Sì, vai. Politano. Zelischi! Mamma mia, parata di andare. Botta! Zelischi ce l'ha, quella tirata. Una super botta da fuori area di Zelischi. Mandano i attenzione a Lukaku, Koulibaly che ferma Lukaku. Grande Koulibaly, vai ad attaccare, Koulibaly, vai da ma nessuno che si propone però. Vai, tranne Koulibaly in prima. Ma dov'è, Politano? Ma ti puoi opporre? Mamma
mia, cioè proprio... Koulibaly prima punta, ragazzi. Vai, tira! Mamma mia. Mario Rui, vai, bella! No, cacchio! Bel controllo, ma il tiro c'è a Pio Piccioni. Vabbè. Top player con l'azzurro. Giannello in Serie B. Vai, Napoli, dai! Era buono, ma in Serie A era un paperino. Bel tiro di Zelischi. Emmet, buonasera, fa schifo l'Inter, dagli Napoli. Bella risposta di Andanovic. Beh, per ora, insomma, l'Inter ci sta mettendo un po' sotto, anche se ci stiamo a ripigliare piano. Francesco dice, il secondo tempo sarà a dir poco scoppiettante. Comunque, belle entrambe le cose, il tiro di Zelischi e la parata di Andanovic, tutte e due cose. Comunque Francesco dice che ha sentito dire che Zelischi è il giocatore che ha tirato di più da fuori senza fare gol. Ma io sono innamorato di Zelischi, a me piace da morire. Sì, però è quello che ha tirato di più da fuori senza fare gol. Sì, ma è forte. Cioè, ha fatto gol, diciamo, perché piglia tanti piccioni, però tante volte anche i portieri cioè, gli parano sti tiri. Ragazzi, mantenete la calma in live, non vogliamo scozzare. Dietro Pastore Cocco. Prendiamoci in giro, divertendoci, ridendo, ma perché non anche, anche il dottor Boiocco è mio amico, sicché Boiocco, te lo chiamo in tutti i modi tranne che col nome suo. No, io lo chiamo Boiocco perché è dolce, è un biscotto. Sentilo, è dolce come un biscotto. E il mio amore invece è un abbraccio. Basta, me ne vado. Ciao. Sei a doppio gusto, amore. Sì, amore. Che magari. Cosa bevi? Niente. Guarda come sei. Allora, top play Corazzulio, José Sosa Napolelle, ti ricordi? Il Pampa Sosa. Ah, Sosa, quello lì, José Sosa, è quello che ora ha giocato in Turchia, come si chiama? Il Transospor gioca. Me lo ricordo, sì. Ha giocato anche al Milan, ha giocato. Maronna, centrocampista. Sì, che dicevano che era un top player, invece alla fine è un flop per il player proprio. Che è successo? Ah. Vai, Napoli, vinci per lui, Napoli. Che ha fatto? Niente. Com'è di là in India? Bene. Allora, José Sosa 2010-2011. Sì, l'ho letto, datelo. Sì. Datelo, mio Dio, datelo. Datelo indietro. Datelo indietro. Datelo. Fece gol alla Juve, datelo, ci fece la rimonta. No, 2-2 fece. Il Napoli sta suonando l'attaccante congolese Lukoki di Ludogorets. Lo conosci? Ah, Lukoki del Ludogorets. Ah, del Ludogorets, scusate, ma io sapevo no, però quando leggo faccio male, sempre ma io quando leggo faccio sempre casino comunque. No, l'ha scritto male lui. Datelo segno alla Juve conferma ma sì, fece il 2-2 e poi segnò il 3-2 Amasic. Kevin Sulas, Maremma, ci mi è sempre impicciata la lingua. Kevin Sulas, per favore, dai. Ancora grande Kalidou. Suardi, buonasera. Se domani vincerà la Roma, addio quinto posto. Addio quinto posto lo stesso. Dice se domani vincerà la Roma, addio quinto posto stesso. Ce ne frega più niente. Napoli, ma se vede lontano un chilometro, che non gliene frega niente a Napoli quest'anno. Secondo me il Napoli già sta con la testa al Barcellona. Zero. Già siamo con la testa al Barcellona. Sì. La Juve vince sempre, quindi per favore, sì, ma infatti ma quello si sa. Che poi col Barcellona non sarà per nulla facile. Demme ti dice no zio, se scrive così Ludogorets. Ludogorets, ma sei sicuro? Non so tanto sicuro. Nel nome originale probabilmente. Pietro Pastore, Lavezzi, Cavani e Cannavaro, bei tempi. Tiago Rangel, abbracci dal Brasile, forza Napoli, abbracci dal Brasile, uela. Che ne pensate di Dendon? Che Rino! Guarda come si scrive Ludogorets. Ma dipende probabilmente dai cosi del... No, è proprio Ludogorets. Dai caratteri delle cose. Vabbè. Rino dice, che ne pensate di Dendonker? No, questo è proprio... Che ne pensi di Dendonker? Un'altra volta.
Andrei a fare. Allora, top player dice José Sosa un gol al Napoli col Cesena, le prime giornate era tipo 4-5 giornata, quarta, quinta giornata. Sì, Chi è? sì. Sosa. Ah, io se Sosa. Oh, la Roma all'ultima alla Juve. Sì, non serve a nulla il quinto posto, noi Vai, abbiamo vai, la Coppa Insigne, vai Italia, Lorenzo, dice. vai Infatti, Lorenzo, vai per questo non Lorenzo, si sta vai a fa più Lorenzo, niente vai proprio. Lorenzo. Dai, Insignerello, Vai, Insignerello. bella! Tira, mano! Vai! Mano! Ma dai, ma non c'è stato il Politano, però la si è incartata. No, ha sbagliato il controllo, se no aveva potevi fare un'occasione bene. d'oro, ha sbagliato proprio il controllo sul passaggio bellissimo Ce di l'ha tirata in Insigne. bocca a cose. Ma perché ha sbagliato il controllo, Sì, vedi? sì. Ha sbagliato il controllo e poi... No, ma gli ha tirato in bocca, sì. Ha tirato male. No, mi sono sbagliato io, Saria. Ha ragione Lavorello. No, mi sono sbagliato io, Saria. Ha ragione Lavorello. Visto? Sì, ma sapete. Giada, sempre Forza Napoli, dai ragazzi, ce la facciamo. Sempre Forza Napoli, Giada. Rino che se la ride. Corta Lukaku. Marco, buonasera. Buonasera da Mykonos. Ai Lukaku. Bella Mykonos. Mamma mia, brutto. No, arriva a Napoli, temme. Però Lukaku. Ci salutano da Mykonos. Bei ricordi Mykonos. Buonasera da Mykonos. Grande Mark. Bella Mykonos. Ci siamo stati. Poi scrive tutti i che è un canale rosso. Perché abbiamo Manolas. Voglio Manolas che crede. Capito. Sì, Manolas, lasciami la mano, te lo ricordo. Ernie, buonasera. Sera a tutti vinciamo. Forza Inter. Ernie, stasera è la serata sbagliata, Ernie. Ma me stai strozzando. Buonasera a tutti. Ma stai strozzando. Politano. Sì, sei incartato Rino Politano. Ragà, siete frizzati. Sì, vabbè. Noi siamo scoppiettati. Te frai. Indietro per Andanovic, ancora 1-0, chi è molle. Ecco. Despacito. Male. Cosa c'entra Despacito? Top player, il bidione più buonissimo che il nerd turbino non si è mai avvicinato è Pavoletti. Ogni settimana va via dalla zona spazzatura della sede del Napoli per andare a Cagliari, poi ritorna nel bidone. Ma poverina, a me mi stava tanto simpatico Pavoletti, mi piaceva tanto. Povero Pavoletti. Povero. Vai Lukaku. Ma perché Verdi? Vogliamo parlare di Verdi? A parte non l'hanno mai fatto giocare, ma secondo me... Ma Verdi gioca al Torino. Sì, ma è stato al Napoli sì. Per 6 mesi. Stiamo a parlare dei bidoni. Perché ha fatto qualcosa Verdi al Napoli? No, appunto. Ha fatto un gol. Mi dispiace perché tanti giocatori bravi vengono al Napoli e poi appena arrivano al Napoli sarà la piazza, saranno gli allenatori, sarà De Laurentiis con la sua influenza malvagia. Però Andiamo Candreva. Poi arrivano a Napoli e fanno un accidente da Candreva allarga gioco Biraghi. Povero Pavoletti, dice Rio. Candreva anche Brozovic, attenzione. Brozovic in mezzo. Ancora l'Inter. Pietro dice il Napoli è come Dabu dai assonnato. Sì, siamo buoni. E infatti Rino dice ma Genova segnava un casino. Appunto, te sto a dire, il problema è che tanti giocatori bravi vengono a Napoli e a Napoli ti ho detto, sarà la pressione della piazza, sarà... Chi è che si segnava tanto a Genova? Pavoletti. Sì. E Lucarelli, dice anche Andrea. Cioè, tanti giovani bravi. Lucarelli ha giocato al Parma. No, al Parma, aspetta, ho giocato a Livorno, poi al Torino è stato sempre al Parma anche, sì. Beto che lo stato Cristiano pure al Parma. No, Cristiano, quell'altro al Parma, il fratello era al Parma. Beto che è stato pure la 10, o sbaglio, dice Orazio. Beto, non me lo ricordo. No, ma la 10 no, perché la 10 l'hanno ritirata dopo Maradona, giusto? No, ma però l'ha avuta Bellucci la 10 in Serie C. Serie B, Serie C, prima di ritirarla l'ha avuta. Destro si dice anche Mascara. Vabbè, Mascara è arrivato abbastanza verso fine carriera, se ricordo bene. Però sì, ho detto tanti giocatori bravi, poi arrivano a Napoli. Meret allarga Vargas, oh mio Dio, Turboman Vargas. La partita, Maksimovic, Milik. Buona serata a Francesco Strati.
che se ne va. Dem, Isai. Va via. Sì. Ciao Francesco, buonasera. Koulibaly, Mario Rui, Insigne, Stai mezza fuori. Elmas. Vai, allarga, bella. Zelischi, vai Zelischi, vai. Pallone per Isai. Politano, sempre lo stesso movimento fa. Zelischi. Dai, Insigne! Ma no, ma come fa? No, ha lisciato il palo. No, allora, ottimo passaggio filtrante attraverso i giocatori. Insigne se gira, tira. No, è il secondo manciato, questo è manciato. E chiappa, passa, rasa il palo esterno. Ma perché si è girato non ha no, sì, ma il secondo gol manciato. Il secondo gol manciato. Passato a 3 centimetri dal palo esterno. Che tristezza. Deviazione, però se l'è mangiato proprio. Auto blu Napoli. Destrax dice vabbè anche Lucarelli è andato a Napoli a fine carriera, aveva 34 anni, vero. Ernie è contento. Ernie stasera no, mi piace. Attenzione, calcio d'angolo, Insigne. Primo palo però c'è i giocatori dell'Inter. Porca Valero. Vedi, Andrea Stefanelli ci dice che Beto gioca alla finale di Coppa Italia perso dal Napoli-Vicenza. Vai Insigne. Zelischi? Un gol bisogna farlo, cacchio. Dai, davvero, Giù! Traversone buttato fuori. Dai, ragazzi. Però ora stiamo attaccando almeno. Sì. Allora, ti dicevo, Andrea Stefanelli ci racconta di Beto che giocò la Coppa Italia che fu persa dal Napoli-Vicenza. Un po' di storia. È la terza volta che tu leggi. Adesso guarda una partita, devo parlare della partita o mi porti le cose vecchie? Vai, Coppa Italia Napoli-Vicenza persa dal Napoli, dove giocò Beto. Poi top player Andujar, poi al Catania era uno tra i portieri argentini più forti al mondo, poi quando venne a Napoli nel 2014-15 fece schifo. Punizione per il Napoli, Massimo Ciattel. Allora Ernie dice vuole il secondo posto. Se lo deve pigliare l'Atalanta. Abbiamo avuto due palle gol net, però quella di Politano e quella di Insigne, mamma mia. Sì, e siamo già al 37esimo, ragazzi. Bisognava fare gol perché sono palle gol che lì non puoi sbagliare. Destrox ti chiede se ti ricordi il capitano Luca Altomare fine anni 90. Sì. Pietro chiede se Napoli Attenzione, brutta palla, Sanchez da solo. Attenzione. Mamma mia, bella parata di Meret. Aveva provato il pallonetto alla Sanchez. Ma Meret non si è fatto fa fesso. Dice il 7 agosto è Napoli-Barcellona, vero? Sì. Mamma mia. Kevin Sulas, che squadra ti fate? Napoli. Top player con l'azzurra di Andujar lo chiamava Unduia il salame calabrese. Io ho fatto poi pareggio con l'Atalanta. Dai, su, Shetam. Mamma mia, veramente. Vai Zelischi. Vai Elmas, bello scambio. Vai, allarga, Rinzi. Bravo. Bella, dai, ridagliela. Ma dove però? Mamma mia, Insigne. Pasquale Monetti, buonasera. Se si gioca così non ci si fa contro il Barcellona, ma noi ci crediamo sempre. Forza Napoli. Vai. Sì, perché non puoi sbagliare l'occasione, quello che ripetevo prima. Se ti capitano occasioni così non le puoi sbagliare con Barcellona, perché il capitano loro non sbagliano. No, sicuramente. Cioè noi ci siamo proprio divorati 2 gol che se gli aveva il Barcellona sui piedi quelle 2 palle gol segnava sicuro. Cioè 90% la buttava dentro. Sicuramente. Rino ti chiede, non è l'8 Napoli-Barcellona? Lo sai che non mi ricordo se è 7 o l'8, ti dico la verità. Non mi ricordo preciso. Non lo so. Non me lo ricordo per precisione. Devo rivedere. Quale Elmas, dai! Vai! Dai! Faccio d'angolo, boy! Ma Elmas gli ha dato. Pietro Pastore ci chiede quale squadra odiamo di più. Io non odio nessuno. Non ci sono squadre, no.
La Juve, vabbè, la Juve. La Juve sempre, però cioè, non è un odio. Cioè non è un odio di cattiveria, così, sportivo, sfottò, capito? Vabbè, così. Kevin dice, ok, fate male a tifare quella squadra, scusatemi. Vabbè, ognuno ha la sua, Kevin. Calcio d'angolo. E Rino Pietro, che domande. Niente. Attenzione. Era un calcio d'angolo per noi, ma ora c'ha palla l'Inter, vediamo se... Vai Mazzini. Dai. Dai, Zielinski. Su. Ce la possiamo fare. L'Inter è tutta chiusa dietro. Vediamo se riusciamo a sfondare. Dai, su, ragazzi. Cipollito. Stiamo ancora 0-0. 1-0, voglio. Andrea dice, io ho visto giocare... Vai. Vai, Zielinski. Provaci. Mamma mia. Ribattuto. Vabbè. Andrea dice, oddio, mi sono persa il commento. Sì, però ora stiamo attaccando forte. Ora il Napoli sta andando. Andrea diceva, io ho visto giocare Maradona e vincere 2 scudetti. Sul Napoli gli offro perle di saggezza. Ernie dice, che vinca il migliore, io tifo anche Barcellona. No, forza Napoli, Ernie. Ernie, infatti Rino ti fa Ernie. Sei italiano, tifo Barcellona. Ernie. Kevin se la ride. Ernie dice, ho la maglia di Messi. Ernie, non li puoi fare questi discorsi, Ernie. Andiamo su Napoli. Vai Politano. Vai, abbiamo fu gol, vai giù. Dai ragazzi. Vai, bella. Ma come cioè, ma arriviamo là e facciamo certi stupidaggini. No, infatti dobbiamo vedere di essere un pochino più concreti, perché sennò, raga, non va. Nella zona di bidoni, sotto la sede del Napoli, dietro la sede del Napoli, se ci andate dove stanno i bidoni della spazzatura trovate Pavoletti. Trovate Pavoletti, Andujar, Mannini, De Guzman, Navarro, José, Sosa, Filedef e Cribari. Si è dimenticato anche Rinaudo. State perdendo 1-0, vi dispiace, ma ce ne famo, dai. Pietro, lo sapete, il colmo per il Napoli fare il gol. Ernie è molto sportivo, bravo Ernie, fai bene a essere sportivo in realtà, però sempre forza Napoli. Però caccio, quelle 2 occasioni da gol, mamma mia, Andanovic lì. Quella su Politano, cioè però dai, ce le siamo mangiate proprio quelle palle gol, dai, non si può sbagliare. No, infatti. Giulio, buonasera. Danilo D'Ambrosio, nato a Napoli il 9/9/88. Ma quelli che ci ha fatto gol, già. Napoletano, e speriamo in bene, dice Kevin. Per noi speriamo in bene. Speriamo che si vinca. Dai, magari la ribaltiamo. Per ora non pare proprio, però. Donato Piccolo, buonasera, forza Napoli, sempre forza Napoli, sempre, ragazzi. Mamma mia, sì, però per ora... Lozano, fai giocare Lozano su un campo, posto Politano. Next stia facendo un granché anche Lozano, No, sì, bisogna dargli fiducia. Dipende. Bisogna farlo giocare, se no fa fine ai verdi e cose, deve giocare. Andrea dice Gatti con la maglia numero 44, lo vogliamo ricordare? Ma che mettuta, non lo puoi. Ma tanto non lo vedo, loro non lo vedono, lo vedi te che ce l'hai qui, Ernie dice forza Lione contro la Juve. Oh, che rompipalle. Tra poco dietro la fede si fa un bidone anche Lozano e Llorente. No. Smetti. 44 Gatti, fila per 6 con il resto di 2, bravo. Vai. Ma ci arrivano sempre chi è lì da più pallone, mannaggia miseria. Stasera è serata per Napoli. È un po' che non è serata per il Napoli. Guarda là. Madonna, meno male. Pasquale Monetti dice se fossi De Laurentiis chiamerei subito Cavani per firmare un bel contratto e poi il ritorno di Anzi. De Laurentiis col cavolo che le fa queste cose, ma manco morto richiama chi ci ha già avuto De Laurentiis. Vai.
La moglie di Levi, buonasera, forza Inter ma simpatizzo Napoli. Forza Napoli sempre. Ma dove? Pietro dice, ma è il Ciughi, è il Ciughi. Il Ciughi? Aia, brutto. Non li fa partire, non li fa partire. Tanto ora interreggiano perché siamo tornati tutti. Dai, finisci 1-0 Dai, il primo rispetta un tempo. po', siamo vicini alla fine del primo Sì, tempo, finisci 1-0 ragazzi. tanto il primo tempo. Sì, ci sono 4 minuti Sì, però di recupero. non penso che ci sia gol. Non penso, visto l'andamento. Visto l'andazzo. Però il secondo tempo spero che Gattuso gli danno un paio di schiaffi e fascia. Vabbè, buona fortuna, dice Kevin. Ciao Kevin. Gattuso gli piglia a mozzo, secondo me. Lisa Cofone, buonasera, che dice Inter nel cuore. Qui tifiamo Napoli, però benvenuta Noi lo tifiamo stesso. Napoli, ti. Cioè, io gli stavo a fare il benvenuto e questo è arrivato. Noi tifiamo Napoli, chi è? Ma attenzione a Lukaku con Andrea Stefanelli dice le mamma mia, Brozovic, Meret l'ha tirata fuori per un pelo. Andrea dice le minestre riscaldate non vanno bene come le ex fidanzate. Questo è perso, sta a guardare i play, è perso. Pietro dice non gufare Napoli. Buona fortuna per il secondo tempo. Grazie. Attenzione, calcio d'angolo, Sanchez su Maddalena Galeotafiore, buonasera, stiamo facendo schifo. Ci siamo mangiati 2 gol, dai. Calcio d'angolo, attenzione Sanchez. Mamma. Mamma mia, completamente fuori dalla porta. Sì, meno male. Per fortuna la palla è andata fuori dall'area perché Meret era completamente andato dall'altra parte. Fallo in attacco. Punizione per il Napoli. Te l'ho detto, finisce così. Mairone. Fra poco bisogna essere fortunati e finisca così, perché... No, vabbè, ma con quello... Allora, top player ti chiede, Nabuliello secondo me la Salernitana può ambire al sogno promozione perché ha giocatori giusti e anche un triplo derby campano. Napoli-Benevento, Benevento-Salernitana, Napoli-Salernitana. Ah sì, sarebbe bello. Speriamo sale la Salernitana, difficile però speriamo. Rino commenta che parata de Meret. Ma un gol ci fate vedere o no? Cioè, il Napoli non ci fa vedere nemmeno un gol stasera, cioè... Ma veramente. Pensa che stiamo perdendo a Milano con l'Inter, e poi dobbiamo andare a Barcellona. Super Inter. Dai, andiamo. Andiamo, Zeri. Andiamo. Forza, ragazzi. Bisogna pareggiarla ora, così sì, perché ad azioni pericolose non si va da punte parti, bisogna farli sti gol. Dai, mamma mia, non ci si riesce proprio, non ci si riesce, ma manco per niente proprio. Dai Mario Rui, dai, fallo. Mario Rui, stai buono, non ti incavolare, perché ne hai ancora, è un po' pristino. Mario Rui è nervosino. Ogni tanto gli pia Mario Rui, ogni tanto gli pia. Se l'ha subito alzato qua. Non va bene, no. Ma io mi miso farla, tagliata a capo. Mario Rui ha detto così. Vai, vogliamo per il Napoli. Vogliamo il gol di Politano, gol dell'ex. No. Niente, via. Finisce il primo tempo 1-0. Sì. Siamo ancora in attacco in realtà, Forza, un bel cross in area. Va finito così, dai, il primo tempo. Sì. Niente ragazzi, primo tempo finisce 1-0 per l'Inter. Allora, top player dice anche perché l'anno prossimo se il Lecce si salva, cosa impossibile, ci saranno 5 squadre del sud, Benevento, Napoli, Crotone, Salernitana, Lecce, sì, però 4 squadre del sud che vanno anche bene. Comunque ho visto Gattuso uscendo dal spogliatore, uscendo dal campo un cazzato nero. Pietro dice Napoli il primo non fa niente, ma il secondo dobbiamo spaccare tutti e speriamo. Andrea, prenditi la camomilla.
La camomilla! State buoni ragazzi, Oh, non vi scannate. Sono contento ci sia qualche squadra del sud in più, soprattutto Campana. Speriamo resistano nella massima serie, perché quello poi è il punto, se resistano. Detto questo vi lascio, ciao! Dove vai? Oh. Ciao, voglio parlate con me, fate domande a Napolil. E sta vincendo l'Inter, io l'avevo detto che vinceva l'Inter. Speriamo bene, speriamo che il Napoli faccia tutto un altro secondo tempo, perché a parte quelle 2 occasioni che abbiamo avuto, quelle di Politano e Insigne, ha giocato più l'Inter. L'Inter è stata più squadra, secondo me, è stata più precisa nei passaggi, in copertura e tutto. Il Napoli in difesa, mamma mia, abbiamo fatto quell'errore lì a lasciare da solo D'Ambrosio in mezzo all'area. Cioè, come si fa? Dai. Non ci siamo, raga, non ci siamo. Vabbè, poi ha fatto una bella parata Andanovic su Zielinski, però... Dai. La vostra opinione su Osimhen? Ma è tutto da vedere, sai, in Serie A. In Francia è un altro giocatore. È normale che in Francia abbia fatto così bene, ma mo voglio vedere in Serie A che fa. Troppo prego tu. Napoli comunque Miciu ha 2 case, una volta. Già l'avevo letta comunque. È così. È così. Ma così è. Se ne vai, è già deciso come a partire. Ragazzi, speriamo nel secondo tempo. Dai, voglio vedere Lozano in campo. Fatemi sapere voi chi vorreste vedere in campo nel secondo tempo. Allan, Lozano, chi ci sta? Amin, Callecon, non lo so. Fatemelo sapere nei commenti. Francia, le ultime di mercato dicono di un scambio Petagna-Lasagna. Che ne pensi? Eh sì, lasagna ti dico che mi piace più di Petagna. Anche, la lasagna è anche buona, Rino. La domenica una bella lasagna la mangerei, guarda. La mangerei molto volentieri. Sarò con te e tu non devi mollare. Abbiamo un sogno nel cuore. Napoli torna campione. Napoli, speriamo. E vinci, voglio. Mamma mia, voglio. È buona la lasagna. Ti piace a te la lasagna? O ti piace la petagna? Oh, signore mio, La lasagna aiuto. o la petagna, la petarda? Zitto, no, poi, Alessandro Suardi, 1-1 potrebbe finire. Chi de moll, dice. Rino dice, chi pensi andrà via? Ragazzi, sì, vabbè, è arrivato. Non lo so, voglio, non saccio proprio. Io vedo tutto verde. Non so che dirti. KK resto va. Che hai fatta KK? A K canna, stanca. A K, no, H. Canna K. KK resto va. Che nome squisito KK. Resto va. A dove restiamo? Se ne va, secondo me, se ne va. La lasagna è buona anche quella bianca, e vabbè, ma quella alla bolognese No, meglio. la bolognese è meglio. Che nome squisito, che deficiente che Cos'è? è. Te che sei un deficiente. Che cosa? Lasagna nuova è squisito, è squisito. Allora, ricordo a chiunque sia live adesso, se vi va di lasciarci un like per aiutare a trovare più persone. Se vi stiamo simpatici, di lasciare l'iscrizione cliccando sul canale qui sotto che non vi costa niente, di condividere la live con i vostri amici, che più siamo e più ci divertiamo. E se vi va di offrire un caffè a Napoliello oppure a me che sono qua disperata a sopportare sto pazzo psicotico, c'è il link in descrizione diretta. Non si fanno questi gesti. A me un caffè, non a te. Ecco, donazione con il link diretto in descrizione. Donazione a diretta. State zitto, oppure potete lasciarci una super chat. Raga, aiutatemi. La donazione a me, non a diretta. Addio. Buonasera Alex. Ciao Alex. Buonasera ragazzi.
A Napoli l'86. Ma già l'ho detto. Aiuto, però... aiuto. Già l'ho detto. Rino. Gattuso, dagli uno schiaffo a tutti, specialmente a Politano. Questo ho preso il caffè e diventa a Politano e Insigne, 2 schiaffi a tutte e 2. Rino ci riporta ai discorsi seri. Al posto di Allan, Veretù. A me mi è sempre piaciuto Veretù. A me mi piace, infatti Veretù è un bel giocatore. Sì, subito Veretù, non me ne fotto. Alex, anche se sei della Roma, c'è da Veretù. Veretù, si giurato. Comunque, a parte... Maronna, sei schizzato, Comunque, aspetta, stai dicendo che comunque Milik fa più capriole nel campo che tira in porta. Lo vedi che sa cartoccio con pallone, Carander. Cioè, a posto di tirare in porta, gli piace proprio farsi... Cioè, cerca il fallo. Gli piace cercarsi il fallo. Proprio la punizione, ma tu hai tirato in porta i segni chi dai in muro. Non devi io fare, gli ha segnato. Gli è presa male, via, ecco, e mo se ne va. Cioè uno dei migliori del Napoli è stato Zielinski, secondo me, perché ha tirato da fuori area, tirava da tutte le posizioni quando poteva, si allargava, dribbling, crossava e tutte cose. Il migliore del Napoli. Insigne, sì, però si mangia i gol. Politano, fa sempre lo stesso movimento, tira, si mangia i gol e da famiglia. Basta. Così. Hai finito? Cazzo. Ha finito e se n'è andato. Alex comunque dice Napu fai fare anche a lei post partita, vedi? La gente mi vogliono, mi vogliono. No, è vero, so io che c'ho mai voglia, ragazzi. C'ho una vita io. Fai post partita con me, ci fanno 1 milione di visualizzazioni. Spero che voi non lo sentiate, guarda. Spero che non lo sentiate. Comunque, niente te preoccupa. Giulio certe, il Ciuchi deve giocare. Aspettiamo il Ciuchi, magari nel giorno dopo lo metti. Il Ciuchi è un Ciuchi. Ma che sta a fa? Vieni qua, stanno un poco zitta, questo che parla da di là. Oh madonna mia, signore, aiutatemi. Rino se la ride, dovremo testare Lozano almeno in queste ultime 2 partite. Esatto, ragazzi. Comunque adesso è venuta l'ora del ciucciariello. No, quando io metto... Oh mio Dio! Quando il tempo si mette male nei... Quando le cose si mettono male nel secondo tempo, è sempre l'ora del ciucciariello. E quando è l'ora del ciucciariello, poi le cose vanno a finire. La smetti di urlare. La smetti di urlare. Ma tieni qualcosa in coppa. Ma veramente. Ti fermo. Adesso fai il ciucciariello che porta bene il ciucciariello. Allora, top player. Ieri la Juve Stabia ha perso le speranze. Stai zitto un po', allora mi sta ricogliendo. Ha perso le speranze per la salvezza perché ha perso con la Cremonese e contemporaneamente il Cosenza ha battuto l'Empoli e il Cosenza era 18, ora 17, la Juve era il 18. Che stai dicendo? Io sto leggendo. Gattuso. Perché mette il Ciuchi. Siamo i Gattusi, grandissimi veri. Quanto cappello nella macchinetta, voglio troppo, e poi gli fa scoppio ritardato. Aiuto, salvatemi da questo pazzo. Oh mio Dio, signora Lozano. Aiuto, che non arrivo viva stasera. C'è la maronna. Aspetta, la seccia. Speram che segna Lozano. Speriamo che trase. Ma fargli vedere il cornicello, sennò questi dicano ma che cazzo fa? Speriamo che Milik ogni tanto faccia gol, però non che sa cartoccio, che faccia gol. Madonna. E basta. Ecco, basta. Rino dice mi dispiace per la Juve Stabia, però già solo che si chiama Juve, c'ha ragione pure Rino. Alessandro, buonasera. Alessandro 90. Ecco, se tu te stessi calmo farebbe meno caldo. Stetti fermo. Ma fai via camera. Ma madonna, aiutatemi. Buonasera Alessandro 90. Rino se la ride, meno male il Rino almeno te la ridi. A me mi viene da piagne fra poco questo pazzo scatenato che c'ho qui accanto. Che fanno vedere a Roma, che s'allena, che ce ne fotte. Io mi avrei un'avola. Che ce ne fotte a Roma e l'Atalanta. Io mi avrei un'avola. Ma un'avola quanto è inutile? Ma che state dicendo? Capitan Napoli, esperto di calcio, buonasera. Che sta a dire? Saluta. Chi è? Ciao Capitan Napoli.
Oh, ma oh, no, ma No, vabbè, raga, io voglio morire. No. Basta, io e Cicciariello ce ne andiamo. Aiuto! Siamo i Batusti. Madonna, ma ti puoi rilassare? Ma io sto scioccata, ma ci credo, figlio mio, mi sta rincoglionì questo. Mo io e Cicciariello prendiamo e ce ne andiamo. Scivola. Oh mio Dio. Vai, ma il Napoli quando inizia speriamo presto perché almeno questo segheta. Gattuso ecco, si scalda Fabian. Ecco, visto quello là che ha fatto male all'Inter del World Cup Italia che con la gira in 2-7, che Andanovic sta ancora a Milano a guardare dove era il pallone di Fabian. Veramente sono tutti a Milano adesso. Sì, ma si sta ricordando un attimo all'intervallo, sta riparando dove sporca la rete, capito? Dove è entrato il pallone di Fabian. Sì, comunque, dove è entrato il pallone? Capitan Napoli, esperto di calcio, dice bel primo tempo dopo l'1-0 dell'Inter, ma insomma top player si però scalda il Ciuchi. Si sta scaldando i Ciuchi. Ciuchi. L'ho inventato io. Vabbè, comunque. Ma che? Mi stai a rincoglionire, è colpa tua, la tua cattiva influenza. Comunque. Non capisco troppo, che è successo? Però io tengo. Stanno a parlare tra loro. Lasciali stare, che stanno a parlare tra loro. Rilassati. Comunque, ricordo a tutti, a chiunque si sia messo in live da poco, se volete di lasciarci un like per aiutare a trovare più persone, se vi stiamo simpatici di iscrivervi picchiando sul tastino qui sotto che non costa nulla, di condividere la live con i vostri amici, che più siamo più ci divertiamo, e se volete offrire un caffè a me, povera disperata, o a questo pazzo psicopatico che mi siede accanto, potete seguire il link che trovate in descrizione oppure lasciare un commento in super chat. Comunque, cioè, se volete offrirmi una Campomilla, perché in questo stato... Ecco, una Campomilla a Napoliello ci volesse proprio in questo momento. Io ve lo dico. Perché mi sto a far rincogliere. Comunque, Giulio Certi dice: Capitan Napoli, maggiore esperto di calcio in Europa. Non me guarda. Non me guarda, leggi i commenti. Comunque vedi, ti fanno pure il cazziatone, perché quella partita Napoliello c'era Padella, l'ho capito, c'era Padella, hai ragione, bravo, ti ha già portato la medaglia. C'era Padella, sì. Oh mio Dio, è ripartita. C'era Padella, la Padella, tu ti da cucina la Padella, ci cucini con la Padella. Aiuto. Allora Pietro Pastore dice: Ciuchi 2 gol. Speriamo. Cosa Ciuchi? Che il Ciuchi faccia 2 gol, amore. Vai Ciuchi, fai 2 gol. Che il Ciucchi. Che sì. Passa tutto, prima o poi passa tutto, stai tranquillo. No, vabbè, stasera è schizzato particolarmente Napoliello, raga. Carnesis sta trasendo la carne fresca. Pure Cagliehon si sta scaldando. Pure Cagliehon. Con quel baffo malvagio. Orribile, onestamente orribile. Ho un po' di dubbi sui gusti dei giocatori di questo periodo, perché si stanno acconciando in delle maniere indecenti. No, dai, Cagliehon sta bene. No, con quel baffetto è veramente indecente. Si può vedere, il baffetto di Cagliehon non si può vedere. Chi è che non può vedere il baffo di Cagliehon? Alzi la mano. Alzate la mano in chat per cortesia. Sta buono. Pietro Pastore dice: mi fa troppo ridere Napoliello, a me mi fa venire a piagne, sono l'unica. Giulio, faccio il moderatore della casa TV messicana. Oh, bravo. Mettici un po' che piccante. A me piace il piccante messicano. Fatemi bere per dimenticare. No. Oh mio Dio, si può manco bere in pace in questa casa. Restate qui, non andate via. Pubblicità. Restate qui, un attimo di pubblicità, poi arrivo un'aula. Sì, comunque speriamo che il secondo tempo inizi a breve, così almeno questo si calma, si piglia un bel respiro. I tacos, buono, a me piace. Ma gli sta bene il baffetto Norino. A me piace un burritos. No. Burritos.
Boh, il burrito, ma ci vorrebbe un No, burrito no. adesso per ripigliarmi. Io pure tu chiamo il capo. Ah, cavolo, burrito. Burrito. No, vabbè. Ma lo sentite come mi tratta? Ma che Ma disperazione. che c'è buono mio, quelle delle cose dolci che ti faccio. Pasquale dice sta benissimo col baffetto allo spacciatore messicano. Madonna, mamma. Madonna, che Uscito pazzo, mamma. tristezza. È uscita pazza, mamma. Oh, Vai, è pure uscito pazzo la Poliello, raga, perché qui io voglio se tanti. può. Mannaggia la Maronna, mannaggia. Mi fate un cazzo. Va. Appunto. Conte arriva tutto mascherinato. C'è Conte, voglio. Ma la mascherina, dico io, se la mettono per bellezza, perché... Probabile, perché poi in macchina non la mette Sì, nessuno. la mettono mai, pure quando comincia la partita vedi Conte senza mascherina che urla a destra e a sinistra. Capito? Vabbè, sta lontano quando cammina, però Quello anche sì. quando sta a sedere in panchina nella porta. Ecco, sarà bello il lavare. Appunto. È vero che Candy. vicino non c'hanno nessuno, c'hanno un po' di spazio, c'hanno uno... Candy è moderatrice di un canale giapponese. Cioè, uno messicano, uno giapponese. Cioè, Candy è moderatrice di un canale giapponese. Allora ti Candy. offrono il sushi, Ken. Dice, mi possono mandare tranquillamente a quel paese, tanto non capisco nulla. Cioè, Ottimo! Come hai fatto a diventare moderatrice di un canale giapponese? Meraviglioso, meraviglioso. Sì, ma con le maglie veramente sembra che l'hanno un vestito i giocatori dell'Inter. c'hanno delle strisce Sembrano pedonali. segni delle ruote. Vabbè. Comunque, sta per iniziare il No, secondo veramente tempo. così sorprende mai, sono brutto. Ma devi vedere la seconda Ma no. maglia bianca a quadri tipo tovaglia. Io sono il moderatore di niente. Bravo, così fai niente. Mi rompe Pietro. Ma che se la mettono a fare sta mascherina? Appunto, cioè, fra poco non se la mettono. Ecco il secondo tempo, Comunque- parte il secondo tempo. Esatto, Andiamo. esatto. E adesso Voglio volerlo una subata. Perché non ci sta Ciucciarello? Ma, Perché ma non mi hanno detto chi, comunque perché- mi dovete dire chi volete in campo come sostituto, cioè di qualche Che giocatore. sostituzioni volete, ragazzi? Ma alla fine Fabiano è entrato o no? O si stava solo a riscaldare? Non credo, io non ho visto niente cambi per Nessuna novità. Vabbè. Ecco, appunto, parlavamo di Milik a terra. Subito, Milik sempre Dopo a terra. 20 secondi si è caduto Milik. Milik è sempre a terra. Sì, l'unica cosa che vedi di Milik lo vedi che casca a terra come mettono palle. Sempre, sempre. Oppure a posto del pallone piglia l'aria nei colpi di testa nell'aria. Cioè questo fa Milik. Cioè, Allora, dopo Player dice che vorrebbe Ciruzzo, ma Ciruzzo si è fatto male. Non può entrare Ciruzzo. Rino dice che ha visto la maglia a tovaglia. sì. L'ha visto, mamma mia. Comunque voglio. Io vorrei, ma quando mi piacerebbe Immobile al Napoli. Ma quando- Sarebbe proprio bello. Però è sto cacchio che lo Tito te lo dà. Ah. Sai quando Lo dite è quasi peggio del De Laurenti. Sì, a livello di prezzi. Madonna. Milinkovic Savic 100 milioni. Immobile. Pietro vorrebbe il Ciuchi e Osimhen. Ma Osimhen è in panchina? Non so neanche se sia in panchina. No, Non sì, credo. ancora deve fare le visite. Cose. Infatti, è pure Ciruzzo, però appunto Ciruzzo... No, ormai Osimhen si È parla rotto. dopo, a fine per la prossima stagione. Osimhen. Buonasera Kevin. Buonasera Kevin Benvenuto. Petrone. Buonasera. Andiamo su, voglio vedere una bella partita. Sul secondo tempo vado a scegliere Roson, Napoli. Napoli. Che che lo vuoi, insomma. La coppia Ciruzzo. Ma come la coppia Ciruzzo? Chi è la coppia Ciruzzo? Le piace Mertens Immobile, gli piacerebbe. Carino. La coppia Ciruzzo è carino. Sarebbero due cifre, infatti. È vero. Oh. Chi è che ha tirato da lontano? Mario Rui. Però ha tirato ai piccioni. Piccioni. Sta partita un po'. Mi sa tanto di bloccata, tanti tiri, ma... Mamma Giorgia, ciao, mi sono iscritta, Forza Napoli, grande Giorgia, Grazie. sempre Forza Napoli, grazie mille per l'iscrizione. Allora, top player dice: io comunque simpatizzo molto la Juve Stabia, ho anche la maglia di Marco Sau della Juve Stabia. Attenzione Perciò l'Inter, mi dispiace. brutta di Sanchez per la palla, allarga ancora, bastoni, cross in mezzo, Lukaku, in mano a Meret, centrale. Ottimo. Rino dice: pure a me piacerebbe un Immobile a Napoli, a Mergellina.
Ma dai, ma che pallone sono da quelli lì? Dai, raga. Non si può vedere. Se giochiamo così con Barcellona mi preoccupa. Ci sfartano. La coppia degli sconnizi, infatti. Sarebbe bello. Perché poi Mertens è belga, ma è napoletana. È diventata la Praticamente sì, è vero. Ma pure l'ho fatto venire io a Kevin Petrone nella live. Grande top player. Grazie. Che più siamo e più ci divertiamo. Grazie fratello, grazie. Forza, forza, mo col ciucciariello vedrai che va tutto bene. In genere quando prendo il ciucciariello poi le cose si addrizzano. Forza, forza. Dai, su, mamma mia, però lì... Meno male ha staccato centrale, meno male. Lukaku. 1-0 sempre per l'Inter, gol di D'Ambrosio al 10° del primo tempo. Dai, vediamo sto Napoli nel secondo tempo. Sì, perché l'abbiamo lasciato ma si piglia sempre gol stupidi, no? Sì, perché la marcatura, secondo me. Guarda, perché il Napoli marca uomo e lascia capire l'uomo. E non sa marcare uomo. Sì, sì, marca zona, voglio dire, marca zona, capito? Sono a zona. L'uomo se ne va via, vedrai. Se marchi a zona, l'uomo lo perde. Ma non... Top player dice, se Napoli vince la rimonta, esplode casa. Mamma mia. Certo. A bombe Maradù. A corta kiss. Grande Marietto. Vai, Marietto, vai lui. Ma perché vogliamo vedere parlare di lui con quei baffi, pure lui che sta malissimo e quei capelli lunghi? Mamma mia, c'è dei capelli. Madonna, signore. C'è i capelli, ma pare ne mal tagliato. Effettivamente. No, vabbè. Ma pare Lady Oscar. Dobbiamo... Vai Zelinski, va. Dobbiamo... Ma lasciamo lì, la mamma, una cattessi. Eccolo Mario Rui, eccolo. Eccolo Lady Oscar. Vai, Mario. Lady Oscar. È il Mas, vai al Mas, là. Vai, Insigne, fa qualcosa. Lo sapevo che andava già. Ma lo sapevo. Ma se l'hai fatti fuori lo stesso, anche se fosse vai. Il gioco. Madonna, vai giù, però sti passaggini e poi stiamo là sempre. Cioè, fanno i passaggini e stiamo sempre lanciando. Vero. Cioè, mamma mia. Cioè, hanno rotto. Vai, un cross in mezzo. Vai, rigore. Calcio d'angolo, là, ce l'abbiamo. Vediamo se il braccio era attaccato al corpo o no, perché Insigne ha colpito al volo e un difensore dell'Inter ha respinto praticamente di braccio. Aspetta. Ma bisogna vedere se il braccio era attaccato o no al corpo. Vediamo. No, il gomito era largo, signore. Non era largo. Secondo me era largo. No, io l'ho visto attaccare. Secondo me era largo, no? No, era attaccato. Vabbè, c'ho le visioni io, ragazzi. Era attaccato, l'ho visto proprio. Ernie dice Lady Oscar e Rabiot. Vai! No. Capello, allora lo chiamo capello a mal tagliato. Dov'è mal tagliato? Maximovic, vai Max! Vai, usai, non lo sai. Vai, Insigne, vai, un bel cross, vai! Mamma mia! Non lo sai mai. Andiamo ragazzi, porca puzzola. Dai, su. Forza. Mamma. Ma che niente, non si riesce manco a entrare in area. Manco ad entrare in area si riesce. Sì. Nemmeno a trasire in via. Si è impicciato l'auliello. Oh, Madonna, mi sta per il sonno. Poi ste partite tardi. A quest'ora è un po' troppo. Secondo me era rigore. Però... Vedi anche Rino la pensa come me. Secondo me era il braccio largo e l'ha presa di gomito. No, io l'ho visto. Secondo Rino. Se ce lo secondo Ernie no. Secondo Pietro sì. Secondo Walter sì. Ecco, vedi, mi hanno tutti Walter il rigore netto. Secondo me allora alla fine era meglio andarla a vedere al VAR. Sì. Sì. In questo caso la cosa giusta era vederlo al VAR. Sì, però se non c'è un intervento diretto di quelli del VAR, l'arbitro ha deciso di non andarci, stava a lui decidere se andare o no. Quello, perché non l'ha chiamato la VAR?
Che a volte è la VAR stessa che lo chiama, non mi si pare. Sì, però se è, se è una cosa proprio grossa. Grossa, sì. Là era un dubbio. Cioè... Anche Donato dice era rigore sicuro. Vai. Vede, stando alle ultime regole, perché c'è il Ma braccio vai, avanti, sì, secondo cacchio! me. Sì. Mannaggia, chi è morto? Ma cacchio! Oh, fa! Fallo! De Barella a Barella. Io mentre ho pensato a Cagliari. Chi. Ah, signore mio. Vediamo, punizione. Oh, il dormento. Tra poco si sta scaldando Cagliari. No, però è triste 1-0 ancora dopo. Sì, esatto. Nemmeno un gol del Napoli, primo, voglio. Vai. Oh, va. Oh, è fallo là. Appunto. Manco falli ci fischiano. Bah. Mamma mia. Oh, fallo. Altro fallo su di noi, ragazzi. Gli interisti stanno diventando fallosi, Kevin dice: ti prego, una ammonito Conte. Ammonito Conte che andava a protestare, c'era fallo. Speriamo. Pietro Pastore, scusate, cosa? Non lo so, se state zitti sento. Ah no, però non dovete sentire, perché sennò ci chiudono la live. Quindi dobbiamo chiacchierare, non dobbiamo stare zitti. Se no ce la chiudono per il copyright, ragazzi. Mo' YouTube è diventato molto restrittivo. Vai, se avevamo la maglia a strisce bianco-nere di Gerino. Vai, madonna. Top player cita Gigione. Ma anche no, evitiamo, ce lo davano sicuro, dice il rigore, se avevamo una maglia a righe bianco e nere. Così è, e noi pigliamo quel che viene. Aia, brutto attacco dell'Inter, ma noi la buttiamo fuori. Vai Milik, fai il Carender. Ragazzi, punizione, Milik si regge in piedi stasera. Te l'ho detto, piglia la punizione, Carender. Jeffrey Torres, greetings to Italy, greetings! Ciao Jeffrey Torres. Welcome! Andiamo, Culimba di Luna, come chiamo? Culimba de Luna. Andiamo, scendiamoci a Susun, mamma. Sì, mamma mia, terribile stasera, che palla sta partita. Terribile. Andiamo, un gol si fa o no? Ma magari. Cioè, se insegniamo con l'Inter, più con Barcellona. Vogliamo i ciuchi in campo. Ciuchi. A Napoli gli arbitri non danno cosa a favore del Napoli, non danno cose contro il Napoli, si danno un po' tutto. Pietro, Maia, caga perché non era rigore. Mannaia. Juventini domani perdete col Cagliari. Vediamo Erni. Vediamo cosa farà la Juve domani. Forza Ciucciariello. Forza, fai segnare il Napoli, Ciucciariello. Che fatica però, Mamma santa. Ormai con Napoli può anche giocare con le mani, tanto l'arbitro non si schiera mai. Vabbè. Forza, abbiamo la palla, siamo fuori dall'area di rigore, passaggino. Stiamo alla Mario Rui, ci prova ora. Walter, buonasera. Comunque riguardandolo non mi sembrava così netto, era gomito attaccato al corpo. Sì. Politano, vai Politano, vai però. Ma nessuno... No, non ci siamo, dai, voglio. Napoliello si sta a stufare, ragazzi. Vai, cacchio.
Ma com'è possibile, dai? Su, sciutammici, porca. Miseriacciolas. Veramente, non si può vedere. Andiamo, su. Mi sa sta partita finisce dopo 1-0. Che tristezza. Ora c'è ancora tanto tempo, però. Dai. Cacchio. Vai, vai. Si sbagliano i passaggi, raga. Vai. Forza! Vai. Cacchio. No. Non riusciamo proprio a combinare niente di decisivo, né attacchi pericolosi, niente proprio, via. Alla fine del primo tempo stavano giocando meglio, secondo me. Già è passato un quarto d'ora del secondo tempo. Sì, non siamo pericolosi e non siamo incisivi. Non riusciamo ad attaccare in modo concreto. Madonna, che fatica. Allora, 2 cambi per l'Inter. Entra Lautaro e... fallo su Barella. Brutto anche. Entra Lautaro e chi cacchio fa? Solo Lautaro, al posto di chi? Di Sanchez. E poi esce Candreva. No, Lautaro al posto di Godin e chi è al posto di... No, avevi detto bene, Sanchez... No, Sanchez è uscito. Appunto, è uscito. È entrato coso. Godin, ma poi è Lautaro, sì. Sono entrati Godin e Lautaro e Sanchez che andreva fuori. Ha messo un difensore per coprirsi indietro l'Inter. Capì? Ha levato 2... Rino dice contro il Parma non c'era nessuno dei 2 rigori che ci hanno dato contro. Soprattutto il secondo. Sì. Il secondo non c'era proprio. Anche il primo dubbio, molto dubbio. Perché Mario Rui ha sfiorato la maglia, cioè hanno dato un rigore da dietro. Boh. Mi dà l'impressione che sta partita finisce così. Cioè, perché li vedo un po' troppo... Che tristezza. Dai, madonna, aspetta, ma che cacchio aspetti? Mamma mia. Andiamo, su. Sì. Ecco, pure Koulibaly mo a terra. Punizione. Andiamo, su. Dice top player, poi quella partita con l'Atalanta all'andata, il difensore dell'Atalanta buttò ignorante. Marone. L'arbitro fece proseguire contropiede gol, però il gol era regolare perché Ilicic era in gioco. Andiamo, su. Napuliella è preso, raga, è Adesso preso. guardando la partita. Ma la cosa peggiore è che l'arbitro manco è andato a guardare il VAR. Esatto, cioè è quello il punto, cioè se c'è il VAR lo devi usare. E se no... Dai, Mario ragazzi... E poi col VAR decidi, perché col VAR lo vedi, allora vai al VAR. Cioè, dovrebbero mettere magari che tutte le azioni in area di rigore devi andare a vedere il VAR se non sei sicuro. Beh, è un po' un casino. È sempre un casino questo VAR. L'Inter ci riprova, però anche l'Inter non ha più fatto azioni pericolose. Chi è vero? Viraghi, attenzione. A vedere. Ha parlato. Fallo in attacco. Pietro dice, secondo me 1-1, speriamo. Pasquale va a dormire che ha dormito solo 3 ore, buonanotte Forza Napoli. Buonanotte Pasquale. Forza Napoli, sempre. Speriamo, almeno di pareggiare a Milano non sarebbe male. Perché così è proprio triste. Si sblocca la partita, rimane 1-0. Mamma mia, veramente. Triste. Mamma mia, che partita triste. Sì. Cioè poi è stato più bello il primo tempo che il secondo. Sì, davvero. Per ora sto secondo tempo proprio... Moscio, cioè sembra...
T'ho detto, sembra un 1-0 scritto per come si sta vedendo la seconda tempo. Perché non vedo cattiveria da nessuna delle due parti, capito? Sembra un 1-0 scritto. Cioè. Sì, no. Vai, dai. Miseria. Dai, su. Vai. Ma va, cacchio. Dai, forza. Vai. Dai, 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 dai. Vai. Mannaggia miseria, mannaggia. Cacchio, Elmas, tiro da fuori area, passa tutti i difensori e va tanto così dal palo esterno. Ma la tocca Andanovic, non lo so. No, no. Fuori. È fuori, è proprio fuori. Mannaggia la miseria. Niente, dai. Mannaggia. Niente da fare, dai. Sì, cioè, non mi sta a prendere per niente bene. Rino dice: si dovrebbe introdurre la possibilità per ciascuna scuola di chiedere che si guardi il VAR 2 volte per tempo. Sì, mi pare che lo fanno anche nella pallavolo. Nella pallavolo fanno questa cosa, se non mi sbaglio. Ti guarda... Che puoi richiedere l'intervento del VAR 2 volte per tempo. Mi pare che lo puoi fare nella pallavolo, se non sbaglio. Non sarebbe male come idea. No. Per niente. Rino, scrivi alla FIGC. Mannaggia miseria, mannaggia. Andiamo, su. Gulam per Mario Rui, evviva Gulam. Mario Rui incazzato. Non volevo uscire. Sai, Mario Rui poi è un po' fumino, non gli girerà un po' le come dava a scatole. calci, è incazzato. Bococco ti chiede se ti piace Linetti. Linetti, ottimo, un buon giocatore, ma non è da Napoli di certo, secondo me. No. Rino dice forse nel basket o nel rugby. Sì, forse, non mi ricordo, però vai. Cacchio, però dammici a stune. Dai ragazzi, forza. No. Dai, su, voglio una reazione, madonna. Un po' ci stiamo provando, non è che siamo molto efficaci, però almeno ci proviamo. Cioè, ci abbiamo provato di più nel primo tempo, secondo me. Dai ragazzi, forza. Forza. Top player dice Giua è un pagliaccio, cioè quando gioca contro il Napoli è giù e viene richiamato dal VAR. Andiamo. Rigore probabile al Napoli e quelli al VAR si guardano e strafacciamo nelle Teletubbies. Andiamo Dem. Walter dice ragazzi abbiamo ancora mezz'ora, non pensiamo a un rigore che probabilmente non c'era, bella idea quella del VAR. Vai Elmas, vai. Sì, Rino è una bella idea. Vai. Allora, ma vai, ma nessuno che va vicino, ma state tutti e due là come a due mongoloni. Andiamo. Napoliello si è incavolato. Dai, su, cacchio. Bococco dice, quindi chi sarebbe da Napoli secondo te? Pogba, Modric? Ma dove la crossi questa? Andate a fanculo. Allora dice, chi sarebbe da Napoli secondo te? Pogba, Modric, Asensio, Sogna? Sì, Sogna si gioca. Sì. Sì, ma qua se scardano anche i giocatori del Napoli e poi alla fine è entrato mica nessuno. È entrato Elmas, al posto di chi? Elmas già se lo giocavamo. Dall'inizio? Sì, certo. Vabbè, raga. Ma lui non ha fatto un tubo. È andato all'anno, amore. Allora finora non aveva fatto un tubo. No, perché... aveva giocato anche bene nel primo tempo. Non aveva giocato. Va. Me lo so persa completamente. È andato all'anno è entrato. Al posto di? Di Zelischi, non c'è. Cacchio, brutto quello, guardalo dove... brutta ripartenza dell'Inter 4 contro 4, brutto. Meno male. Tirata proprio male fuori, brutta. Da Biraghi, meno male. Grazie a Dio. Ha sbagliato. Mamma raga, però, sì, non sta andando per niente bene. No, non mi piace come stiamo a giocare io. Per niente proprio. Siamo efficaci, giocate lente, siamo lenti. Cioè... il tempo che arriviamo sotto porta e loro già sono tutti piazzati, cioè... Sì, non siamo efficaci. Non mi piace. Non riusciamo. Finisce così, finisce così la partita, finiamo 1-0.
DM dice: Napoliello, hai sentito il baby fenomeno del Messina Tumiolo, classe 2005, ha segnato 150 gol in 2 anni. 150 gol. Ora, 150 gol mi sembra un po' eccessivo. Sì. Però, insomma. Andiamo, su, uscite dalla stagione, dai. Cacchio. Hai sentito parlare di questo Tumiolo? No. Dai, su, dai. No. Dai. Vai. Ma vai, Milik, madonna, non ci arrivo mai. A proprio sta minchia qua. Sta lì, cioè, prova a anticipare, prova a correre. Cioè, guarda, la sta dietro. Prova a anticipare, no? Che attaccante sì? Aspetta un pallone là. No, non ci siamo. Dai, butta dentro Lozano, per favore. Allora, Pietro dice: oggi non fa niente, ma contro il Barcellona dobbiamo vincerla. Sì, lo so, ma oggi è una prova importante. Cioè, secondo me bisogna vedere il Napoli, la cattiveria del Napoli, la reazione, ma per ora... Cioè, per ora niente, raga. Cioè, dai. Per ora niente. Calcio d'angolo per noi. Dai, madonna, dai. Altro calcio d'angolo. Sempre per noi. Ah, mamma mia. Forza, forza. Ma dai. Rimessa laterale per noi. Sì, ma non si riesce a fare niente proprio, raga. Oh. Dem, è una primavera, le partite finiscono anche 20-0. Ah, non sei esperto di certe cose. Ah no, assolutamente no. Me fido, se lo dici te, io proprio ne figuriamo. Esce Biraghi per l'Inter, entra Ashley Young. Federico Tutone dice forza Inter. Ma il Ciuga è morto. Il Ciuga è morto. Il Ciughi, boh. Il Ciughi. Ragazzi, chi non l'ha fatto si iscrive al canale, un bel like se volete. Condividete con i vostri amici e se volete un'offertina per un caffè lo prendo molto volentieri, vi ringrazio. Dai Napoli, dai Napoli, pareggia sta cacchio di partita, dai. Che tristezza. C'è il cooling break? Ne faccio il cooling break pure io, me lascio col ciucciariello. Cooling break? Ho bisogno del cooling break pure io, vi lascio il ciucciariello, ciao. Io sto cosa. Poi giù, mannaggia la miseria, non si può perdere 1-0, dai. C'è sto secondo tempo proprio deludente. Mamma mia. Andiamo su, ma un gollettino si riesce a fare, voglio. Un gollettino lo riusciamo a fare. Ho i miei dubbi che si segna, porca. Dai, su. Andiamo Napoli, su. Andiamo su. Chi non può essere ben dipegno. Mamma mia. Mamma mia, voglio. Dai, ricominciamo, dai. Palla nostra, dai. Dai, la rimessa nostra, no? Napoliello, ti ricordi Mistone quando è morto? Sono scoppiate lacrime perché anche se non l'ho visto so che era una bandiera. No, non me lo ricordo. Chi è? Mistone? No. Del genere? No, chi è Mistone? Entra Lozano, al posto di chi ho visto? Ah, il Ciuchi! Chi è che voleva il Ciuchi disperatamente? Io pure, cioè io poi non so chi. Cioè, però ancora non entra, cioè ancora non sta là, fermo, ancora non lo fanno entrare. Quando entra? Gli ultimi 5 minuti, cioè. Dai. Ma sta partita la vedo così. Cioè. Sì, questa partita ormai abbiamo mollato, secondo me. Finirà così. Cioè, perché non li vedo con la voglia di andare a prendere il pareggio, cioè. Andiamo, dai, madonna. Vai. Mamma mia, pure i passaggi lunghi fanno.
Secondo me sì, abbiamo proprio mollato, mancano 2 partite. Lozano al Non posto gliene di... frega più niente proprio, secondo me. Mm. Lozano sta là, mo vediamo se lo fanno entrare. Aia, Lautaro. Ma che gol ha fatto Lautaro? Che gol ha fatto Lautaro? Oh! Impietrito, mamma mia. Cioè lo dovevamo fare noi il gol. Guarda chi l'ha fatto gol. L'ha fatto l'Inter. Mannaggia la Maronna. Mannaggia la Maronna! Ma quando cazzo io dicevo che loro hanno più motivazione, hanno più cattiveria, si è visto in campo, perché l'Inter quando provava a attaccare ci ha messo più cazzimma, noi andavamo troppo molli in area, basta vedere quello di Politano e quello di Insigne, ci sono andati molli, perché se tu ci andavi con cattiveria la spaccavi la porta, capito? Cosa ha fatto Lautaro? Come ha tirato da fuori? Guarda la cazzimma che ci ha messo, guarda come l'ha angolato. Non so se sbaglia. No, era troppo angolato. Non so se è l'errore di Meret. Ora non. No, era. No, No, Meret no, ci ha provato, c'era ma anche era quasi. troppo angolato. Troppo angolato. Ha fatto un gollasso Martinez. Ha fatto un gollasso. Voglio. Che stia? 3-0. Sì, l'ho detto che è andata, via. Ma amo mollato. Speriamo di non prendere anche il 3 ora. Ma almeno reagì e fa un gol, almeno quello, cacchio, almeno un gol fatecelo vedere, se non fate nemmeno un gol andate a fare. Milik proprio mi ha rotto cacchio. Walter dice, Milik, vattene a Juve, va? Vattene. Walter dice sto Lautaro quando vuole è un fenomeno. Comunque Milik se n'ha da ieri, da Parigi se n'ha da ieri, non si può parecchio. Ah, che rottura però, raga. Ok, dai. Voglio la reazione, almeno il gol. Dai, su. Cavolo. No, siamo spenti. Ma il gol ce lo fate vedere o no? Mamma mia come si mi stiamo rompendo. Spenti. Dai. Scetate a sto sole, dai. Ma guarda là, no, non ce la faccio a vedere, non ce la faccio proprio. Bococco lo dice, io te lo dicevo, finisce 3-1 per l'Inter e poi Baiocchi per tutti. 3-1, cioè. Fallo, grande Lozano che ha saltato da Biraghi. Rino dice, tiro angolatissimo. Sì. E Kevin, no, qua solo un miracolo può salvarci. No, ormai è persa, cioè giusto per fare il gol, ma secondo me ormai è persa. Cioè. Ernie dice, Milik, vai, dai, mangia Gianduiot. Milik se ne andava a fanculo, non lo posso più vedere in attacco, no, mi dispiace ma no. RSK dice da interista non godo ma dico che meritate l'Europa League. Beh, quest'anno ci serve un attaccante forte, ci serve. Capito? RSK, buonasera, dice da interista non godo ma dico che meritate l'Europa minuto, League. Giorgia dice minuto, siamo al 76esimo. Esatto, però capito? Da interista non godo ma dico che meritate l'Europa League, dice RSK. Sì, comunque complimenti all'Inter per il vantaggio. Cioè, sono forti, non c'è nulla da dire. Ciao Diego. Perché ti arrivano prima messaggi che qui? Ma che ne sai, cioè, in diretta forse è prima. Ma la diretta dovrebbe essere questa. Dai, su, reazione. Mocco portiere ci mette nei cross. Dovete andare a zappare tutto quanto. Cioè, non c'avete lo voglia dice proprio. Anche top player che devono andare a zappare. Non c'hanno proprio più voglia, non c'hanno. Madonna santa. Fanno passare la voglia pure a me. No, ma fa tutti una bella dormita. Bene, Bococco, visto che mi chiami Baiocco, tua moglie domani ti compra Baiocchi e così ti coccola. Ma poi hai vinto la Coppa Italia, che cacchio vuoi? Voglio una reazione del Napoli, voglio che il Napoli almeno un gol lo fa, voglio vedere la cattiva, voglio vedere a Milik che perde un altro pallone, chi l'è morto e ancora sta in campo ancora. Che presa male. Ma 3-0. Ma Meret, Mamma mia, grande Meret. Uscitona de Meret. Meno male. Mannaggia. Liquid Mario dice che scarsi, vero? Rino dice no ragazzi stanno già con la testa a Barcellona sicuramente. Gattuso alla Caie.
dice Diego. A Cassina non ci sono le motivazioni, Sì, no, si però... stanno spenti, però che rottura. Cioè, Bococco dice, hai ragione, lo faccio per stuzzicarti, ma ti voglio bene. Lo so, lo so. Lo sappiamo, Bococco, lo sappiamo. Andiamo, Lozano, voglio vedere... Eccoci, vabbè. non ha fatto niente Erciugo. Erciugo, è Nuciugo. Anche Top Player si è rotto le scatole. Del Dai, Milik. voglio vedere un gol. Mamma mia, Milik te ne a fanculo, Milik. Buono. Non ce la faccio più a vedere. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia, che tristezza. Sì, Meretta non poteva fare niente, più che buttasse. Non ci è arrivato. Ci è arrivato. Liquid Mario, tanto è inutile che facciamo punti perché ha vinto la Juve. È vero, però insomma. Bococco, ma un po' la simpatizzi l'Inter o ci odi come la Juve? Era una domanda, eh? Ah? Un po' la simpatizzi l'Inter o ci odi come la Juve? No, non vi odio. Cioè. Alessandro, pochi gol il Napoli in questo campionato, sì. Mamma mia, sì. No, l'Inter non la odio. Ma Alessandro diceva che il Napoli in questo campionato ha fatto pochi gol. No. Poi davvero, deludente. Un campionato che lasciamo stare. Rino, stanno giocando tanto per. Una delle peggio stagioni che abbiamo fatto. Liquid dice perché mi state simpatici, mi sono iscritto. Grazie Liquid, grazie mille. Vai, vai Lozano, vai. Anna Bugliella le sta pia male. Fallo su Andano, ammonito Lozano. Ah, signore. Veramente, ma guarda, una tristezza sta partita. Questa sera l'unico che mi sta sudando la maglia è Politano, dice Top Player. Per il resto tutti se ne devono andare a zappare. Meret non lo deve mettere mai più. No, ora vabbè, Meret ha fatto un paio di paradone. Il migliore era coso, Zelischi quando c'era. Dem dice Sara si è bevuto 1 litro di latte. No, è acqua, ma comunque sì, madonna, la sete. Ora abbiamo pure 3-0 se non ci stiamo a portare. Gianni dice chi sta vincendo, guarda, puoi vedere il risultato in diretta che sta passando qua sotto. Purtroppo perdiamo 2-0. Vince l'Inter 2-0, che cosa triste. Massi, buonasera, che ci presentiamo a fare a Barcellona? No, vabbè, sta ogni partita è un po' a sé. Però... ogni tanto ci sono le sorprese, però se giochiamo così effettivamente possiamo pure starcene a casina, ci riposiamo. Navarro, Rino, e se mette le mani in faccia. Andiamo su, che palle, mamma mia. Sì, guarda, sta pia proprio male sta partita, Mamma ma no che devono fare 3-0 loro, dobbiamo fare un gol noi, ma avete capito o no? Cioè, dai. Almeno uno. Cioè, guarda là, guarda, che cammina. Guarda, no, stasera è intossicato, Francesco. Stasera Napoli lo sta intossicato. Ma che cacchio fate? Ma volete correre o no? Sono fermi, sono. Dem ci chiede se ci piace il latte. Certo che ci piace il latte. Chi non piace? Andate a fanculo, andate. Giulio dice l'allenamento per Barcellona. Sì, vabbè, però allenamento. Così. Ma che allenamento è? Ci stiamo a fare schifo, fate che allenamento. Secondo tempo imperdonabile, cioè proprio abbiamo fatto meglio il primo, voglio tutta la vita il primo tempo, secondo tempo proprio inguardabili. Cioè, non abbiamo fatto mezzo tiro in porta, anzi un tiro ma che non avesse nemmeno la porta. Liquid dice comunque anche se tifo Inter, forza Napoli, viva la sportività, bravo. Qui siamo tutti sportivi. Sì, Massi, non prendiamoci in giro, dai, il Barcellona ci dà 5 palloni, se si gioca così sicuro. Sicuro. Andiamo. Oh mamma mia. Mannaggia miseria, dai, su, insisti però. Dai, Demme. Vai. Forza. Andiamo, non c'è nessuno. Andiamo Lozano, provaci. Dai Lozanino. Vai, madonna, ma nessuno. Ma l'Inter, quando ci ha fatto quello lì, c'aveva l'uomo libero.
Minuto, siamo Milik non all'83esimo. attacca un cazzo l'aria, Milik. Niente. E Sta adesso fermo, sta in chiuso, all'83esimo minuto entra Callejon. È un chiuso, Milik, è un chiuso. Entra Callejon È mal qui. e Malqui a 7 minuti dalla fine. Ma che c'ha fa 7 minuti bellezza, dalla fine? Dem dice domani colazione Nabuliello 5 uova crude e sarà 1 litro di latte. Entra per Io sul bellezza. litro di latte c'è sto. Io invece sono convinto che col Barcellona facciamo una bella prestazione. Speriamo. Che a me sto Napoli non mi convince niente, però poi vediamo col Barcellona. E Liquido lo stai facendo morire dalle risate. Te credo. Chi è io? Sì. Gli è presa male, poro Nabuliello. Andiamo. Un gol voglio vedere, ma siete capaci a fare un gol? Mamma mia. No, ma proprio no, non sono capaci. Domenica chiudiamo il campionato in bellezza. Nata scudetto. Calazio. Immobile già fa tripletta. E Dai, così vince pure il record dei gol. Dai, ma qui. Ma dove, porca infame? Dove la crossi? Senza stare. Andate a fanculo. Ma c'era... Infatti dice Rino, no, Francesca non ci stanno con la testa. Lì che Mario dice, vabbè, almeno avete vinto la Champions. Ma ieri la Coppa Italia ci accontentammo, ma almeno andiamo in Europa League, perché se non era per la Coppa Italia manco quella si faceva quest'anno. E Gattuso fa pensare, pensa che ti ripensa. No, pensa, dici testa. È uguale, la stessa cosa. Vuol dire di usare la testa, cioè da pensare. Non si pensa. Poi ci fanno quello che sarebbe come... Niente proprio. Niente. Oh, signore mio. Candy, scusate se mancano a 2 live, sono moderatrice, sto saltando come un grillo, pora Candy. Io veramente sono moderatrice in 21 canali. Arriva. Candy. Diego dice, hasta la prossima. Ciao, dico. Candy si dà da fare, ragazzi. Liquid Mario è siciliano. Ma che sta Ma Ernie, ma che avevamo a Barcellona? Ernie, stasera Ernie te sta zitto, Lo sai che scherzo, però insomma no, forza Napoles, soprattutto col Barcellona. Ma dove? Ma no, ma sono scandalosi, dai. Nemmeno un passaggio, cioè 3 passaggi di fila riescano a fare. Cioè sembra proprio totalmente un altro Napoli, irriconoscibile, cioè. No, sì, vabbè, stasera proprio abbiamo detto ciao. Dopo il secondo gol soprattutto abbiamo fatto ciao. Proprio. Ciao, dopo il secondo nemmeno gol. l'orgoglio di fare un gol, cioè quello. No, niente, abbiamo mollato completamente. Demme, se c'è Napoliello in live, tutti gli altri possono andare a fare Napoliello, ti amo. Demme, guarda, manco le tue dichiarazioni di amore lo scuotono, è proprio preso, gli è presa proprio male. Dem ti ama comunque. Grazie Dem, anch'io, però gli è presa male. Liquid Mario dice forza Napoli. Andiamo. Top player sta madonnare praticamente San Gennaro il visore Maradona all'ora del calcio se ne stanno pensando perché la loro squadra del cuore sta facendo schifo. Alessandro dice è finita ormai, sì, praticamente sì. Massimo, mamma mia che squadra scarsa che siamo, dalla cessione di 2 leader come Hamsik e Albiol siamo diventati scarsissimi. Sì, abbiamo subito dei bei colpi quando li abbiamo ceduti, sì, però dipende, cioè a volte sì, però la tiriamo fuori. Secondo me abbiamo perso tanto quei 3. Beh sì, però partendo dalla cessione di Hamsik, Higuain, Albiol e pure Sarri, perché pure cioè perdendo tutti questi 4 pezzi. Quest'anno è partita male, poi ci siamo un po' ripresi con Gattuso, però ormai non è più quel Napoli che vedavamo. Vedremo l'anno prossimo, anno nuovo, vita nuova, no? Si dice. Si vedrà. Speriamo. Sta partita poi. Sì, deprimente proprio, Napoli mi ha deluso sotto tutti i punti di vista. Super deprimente. Cioè, lo za. Ma che hai fatto?
Cioè, non riusciamo a mettere un cross in mezzo, poi. Cioè, No, non si entra proprio in area, niente. Manca comunque 2 minuti alla fine e finirà, l'Inter fa due finirà cambi. così, secondo me, 2-0. Entrano Moses e Eriksson per Borja Valero e Lukaku. Lui dice comunque la Juve sa solo vincere di rigori. Però intanto vince. Fate come vi pare, raga, ma è 9 anni che vince la Juve. Potete dire quello che volete. Sì. Purtroppo Bococco sì. ci chiede se abbiamo mai pensato di avere bambini. Karma, figlio. Karma. A inizio stagione tutti dicevano per Napoli era l'anti-Juve, mentre invece quest'anno si è liberata la monnezza. Sì. Fortnite Italia, buonasera. Ho pubblicato su TikTok il gol di Lautaro. Sì. Bravo. Candy, come mai manca Sibi? Boh, mi sta che sta festeggiando la odiata Juve. Mi sa, probabile. È vero, manca No. Sibi. Sì, mamma mia, che tristezza però. Beh, avete 30 anni. Sì, lo so, però con karma uguale. Va. Mm. Vabbè. Nemmeno un cross, va bene. Mamma mia. Mm. Secondo top player perdiamo con la Lazio e usciamo pure col Barcellona. Se continua così. Ma dai ragazzi, forza un po' di positività, non siamo solo negativi. Magari è una serataccia stasera, andrà meglio la prossima volta. No, ma che cacchio fa della... Su, almeno un gol, dai. Un'azione decente. Una. Vai! Mamma mia. Mamma mia, non facciamo un tiro in porta. Non facciamo un tiro in porta. Ma neanche mezzo, ragazzi, neanche mezzo. Ultima pubblicità della serata. Chi si è messo in live da poco che non l'ho ancora fatto, per favore lasciate un like che ci aiutate a raggiungere più persone. Se vi stiamo simpatici, pigiate il pulsantino che sta qua sotto per l'iscrizione al canale. Se volete offrire un caffè a me o a Napoliello, potete seguire il link diretto che c'è in descrizione oppure lasciare una super chat. È sempre apprezzato. Napoliello, ci dobbiamo salutare. Ciao top player, buonanotte. Ciao. Ernie continua a fare forza Iter. Ernie stasera ti è presa bene a te, Comunque l'assenza di Ciruzzo si sente parecchio. Sì, stasera sì, effettivamente si è sentita. Effettivamente stasera sì. JB, Riccardo. Ciao raga. Ciao. Oh mamma. Speriamo solo 6 minuti di recupero hanno dato. È già passato il primo, mancano 5 minuti alla fine. Speriamo solo che sta pena finisca perché mamma mia signore, JB come va? Male va. Deve andare, va malissimo. Facciamo una partita proprio schifosa, una partita proprio addormentata, spenta, per niente interessante. Comunque, bidipippi, mano mau. Bravo Demme, bravo. Oh madonna. Ora ce ne fanno un altro, sta a vedere sul finale, povere. Punizione da fuori aria per l'Inter. La tira Eriksen sulla battuta, via. Respinta con i pugni di Meret, rimpalla che rimpalla. No. Koulibaly de capa, ma qui la toglie dalla linea del fondo, evitando il calcio d'angolo. Ragazzi, siamo al 92esimo, se ne vuole più. Ma sì, è stato sbagliato tutto il mercato. Abbiamo una fase offensiva imbarazzante e dei giocatori senza attributi. Ma che il Napoli azzecchi una sessione di mercato? Cioè, non si è mai visto. Perché voi avete mai visto il Napoli che azzecca una sessione di mercato? Io non l'ho mai vista. Facciamo sempre certe stupidaggini. No, non credo proprio. Non è aria per Napoliello. Stasera gli è presa troppo male a Napoliello. Che dici? No. Niente, ragazzi, gli ultimi 3 minuti.
Vediamo. Ultimi 3 minuti. De pena e de passione. Tanto ormai persa è persa, quello è sicuro. Però almeno un gollettino ci stava bene, almeno uno. No? Almeno uno. Ci sarebbe stato bene. Già, miseria, mannaggia. Forza, dai, facciamola finire. Mamma mia. Niente. Dai. Ma deluso, nemmeno, ma non siamo mai stati pericolosi proprio. Sì, un pochino alla fine del primo tempo. Solo il primo tempo, il secondo tempo. Alla fine poi tra l'altro. Il secondo tempo è stato veramente moscio. Demme, io ci ho provato a rallegrarti, poro Demme. Sì. No, non c'è speranza stasera, Demme. Neanche tu hai potuto fare nulla. Milik è inutile, guarda, così fa schifo. Va. Ecco appunto. Se ne può pure andare con me. È finita. La storia d'amore tra Napoliello e Milik è ufficialmente conclusa. Sì, no, non si riesce a attaccare manco nei secondi finali, proprio... Andiamo, dai, mamma mia. Come siamo, se siamo immobili. Smorti! Ma che bella, mamma mia. Smorti! Ma guarda là, non sappiamo che mo fa, ma cioè, siete incredibili. Non sapevo, guarda. Ragazzi, ora Napoliello dopo la live... Ma no, dai, ma no. Farà il video post partita. Andate a fanculo in tutti i sensi. Mi aspetto che sarà un brutto video. Cioè, un video bello che ma guarda lì. Se anche voi siete delusi tanto quanto noi, non vi consiglio di non perdervi il video post partita di Napoliello, perché sarà bello carico. Minuto, siamo al 95esimo tra 2 secondi, manca un minuto ragazzi. C'è una sola cosa che può rallegrarci, Den Donker. No, manco Den Donker. Funziona. Io sarò interista, ma mi dispiace per l'amico Napoliello. Vedi. Erika, sincero. Il bello è che Milik ha un mercato assurdo, lo vogliono tutti. Sì, infatti, valla a sapere perché. Ma tanto poi capace va da qualche altra parte e fa benone. Piatelo, te l'accompagno io. È quello che dicevo prima, tanti attaccanti bravi arrivano a Napoli e al Napoli non fanno una cifra. Lo porti a Milik. Ecco, te lo porta Napoliello impacchettato col fiocco. Chiunque lo voglia. Chi è che si è fatto male? Che ho visto qualcuno a terra che gli buttavano l'acqua sul polpaccio? Maksimovic. Yeah! Ernie, buonanotte Ernie. Buonanotte Ernie. Buonanotte. Ai, signore mio, che pena. Compà, grande Francia, si dice però, Ernie. Cercano tutti di tirarti su di morale. Lo so, cioè, mi aspettavo qualcosa di meglio dal Napoli. Sì, davvero, è stata veramente una prestazione triste. Abbiamo fatto proprio totalmente schifo. Finirà così, dai. Me lo ripeto, non perdetevi il video dopo post partita, che Napoliello secondo me stasera le tira di tutti i colori. E finisce qui. 2-0. Con una prestazione veramente triste. Orazio, Milik ha fatto grandi campionati comunque. Sì, appunto, però... Sì, però ora non è più un giocatore da Napoli. Pure lui, mi pare che sia il miglior marcatore del Napoli quest'anno. Secondo me non c'ha più le motivazioni. Sì, ma poi non... Cioè, se te avevi una punta forte a quest'ora stavavi parlando di una... Cioè, non è un giocatore con costanza, che c'ha la continuità come Immobile, non è un attaccante... No. Va bene ragazzi, detto questo vi salutiamo. No. È stata una partita triste. E niente ragazzi, abbiamo perso 2-0 meritatamente, perché meritatamente abbiamo perso 2-0 perché il primo tempo è equilibrato, ci sta anche l'1-0, però il Napoli almeno ci ha provato. Secondo tempo proprio dopo il 2-0 inesistente. Demme, adesso ci riprovo. Napoliello, ti propongo 5 acquisti top: Den Donker, Torsby, Kalulu, Lukoki, E niente ragazzi, vi auguro buona notte. Ma non ha risposto Demme. Ti riprovo, Napoliello, ti propongo 5 acquisti top: Den Donker, Torsby, Kalulu, Lukoki e la capa. No, sì. Niente, vai giù, dai. Ci vediamo alla prossima live, ok?
Napoli-Lazio, perché faremo quella lì pure. Ok, ci vediamo ultima live del penso campionato. domenica quella, a regola è domenica, non lo so, o sabato perché ha giocato oggi, sicché. Niente, voglio, dai, un abbraccio a tutti quanti, grazie per il supporto, vi auguro una buonanotte. Buonanotte a tutti e come sempre forza Napoli. Buonanotte, voglio.